in zona d'attacco il suo punto di riferimento, con i lanci di Ranieri che non vuole rischiare nulla in fase di difesa, le sponde dei due esterni Zappa e Azzi chiamati ad sostenere l'attacco immediatamente appena il Cagliari entra in possesso di palla. Non c'è Pavoletti che può fare la sponda in zona centrale, ma ci sono due giocatori che possono andare in verticale, e cioè, come abbiamo detto, la Padula, che è il giocatore che fa la guerra, e poi Filippo Falco con la sua tecnica può diventare devastante sia spostandosi sia calciando direttamente in porta. Insomma, vedremo se il sistema adottato all'inglese, l'abbiamo definito perché le squadre inglesi che giocano con le più forti abitualmente rischiano il meno possibile e mettono in imbarazzo gli avversari non concedendo assolutamente grandi chance. Vedremo se questo gioco all'inglese di Ranieri, in attesa di diventare un gioco più intraprendente, pagherà anche in questa partita come ha pagato nella partita di esordio del tecnico romano. Il Cagliari si porta dietro però anche la vittoria contro il Cosenza e una classifica che a questo punto è quasi stilata dopo le partite del pomeriggio, e sarebbe bello già vederla prima della match per capire che salto potrebbe fare il Cagliari in avanti se per caso dovesse andare, come tutti noi ci auguriamo. Se vuoi la leggiamo, Vitto, l'abbiamo in diretta. Allora, abbiamo Frosinone primo a 42 punti, Reggina seconda a 39 insieme al Genoa, Bari quarto a 33, poi Pisa e Parma e Sudtirol fino a questo momento la partita sta terminando a 30, Ternana 29, Cagliari 28 insieme a Modena e Palermo, che però hanno già giocato, poi Ascoli 26. Ecco, in proiezione capiamo che una vittoria ti porterebbe a 31, quinto posto? Quinto posto, sì, quinto posto hanno già tutte giocate. E sarebbe già una bella condizione. Sì, sarebbe davvero qualcosa di fantastico rivederlo, un Cagliari così cambiato in 3 giornate contro un Cittadella che ha faticato quest'anno, e nonostante effettivamente poi si trovi solo a 22 punti racconta una storia che è un po' diversa, soprattutto a livello di condizione, nonostante l'ultima vittoria. Cosa ti aspetti da questa partita, Francesco, anche sapendo come arriva la nostra squadra a questo match? Allora, sono due situazioni da analizzare. Una è il Cagliari, che in questo momento sicuramente ha dalla sua un aspetto, quello che è l'aspetto mentale sicuramente di favore, nel senso che comunque viene fuori da una vittoria, il cambio con il nuovo allenatore ha sicuramente portato una ventata importante. Dall'altra parte c'è un Cittadella invece che non è in zone esattamente per buone, diciamo valide, quindi come tale dovrà combattere. Sarà l'occasione in casa di dare un segnale a tutti, anche ai suoi tifosi, di contrastare quello che può essere un Cagliari importante e fare una gran bella figura. Speriamo bene. Vito, le tue sensazioni prima di questo match? Ti aspetti un Cagliari che continui sulla buona strada tracciata fino a questo momento? Il Cittadella come può effettivamente mettere in difficoltà una squadra che a livello di organico le è direttamente superiore? Assolutamente. Bisogna vedere cosa sarà capace di fare il Cagliari al primo episodio negativo, perché finora, come ha detto giustamente Francesco, lo stato mentale secondo me sta facendo la differenza. Bisogna capire se è cambiato qualcosa in termini di serenità di fronte eventualmente anche a uno svantaggio durante la partita, perché questo è l'aspetto che dobbiamo ancora verificare. Per ora tutto vola sulle ali dell'entusiasmo, tutto vola su questo spirito che ha acquisito la squadra dopo la chiamata di Ranieri, perché secondo me ha tratto vantaggio anche nel match contro il Cosenza prima ancora che Ranieri arrivasse, e questo stato mentale bisogna conservarlo. Ecco perché Ranieri secondo me ha scelto quel che vi ho detto prima, anche di rischiare il meno possibile, perché sa che da questo stato mentale, che è simile, se volete, a quello che molte volte caratterizza una squadra che ad esempio finisce in Serie A e sull'onda dell'entusiasmo fa le prime 7-8 partite di Serie A a grandissimo livello, ecco, quest'onda lui la vorrebbe sfruttare il più possibile, questa inerzia, perché serve al tecnico per costruire la sua squadra, perché ora non possiamo pensare che Ranieri nel giro di 2 colpi, 2 movimenti sia stato capace di dare già un'impronta alla squadra. Ha dato la sua filosofia, la sua linea, ha dato il suo carisma, ha dato la sua esperienza, ha cercato di dialogare con i giocatori, ha portato certamente questi calciatori a essere più fiduciosi nei propri mezzi, e questo lo vuole conservare a tutti i costi. Chiaramente bisogna capire quanto è già robusta questa possibilità della squadra di reggere anche eventualmente i momenti di pressione di fronte a quelle che sono squadre in Serie B che ogni tanto
spolverano qualche prova che non ti aspetti in un campionato dove le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E a proposito di pressione, Francesco, una Cagliari che rivede in campo Giorgio Altare, un ragazzo che le pressioni quest'anno purtroppo in alcuni casi le ha subite più di altri, mettiamola così, con qualche errorino di concentrazione. Pensi che questa formazione, con un Dossena che sta giocando molto bene e un Capradossi che comunque abbiamo riconosciuto essere un giocatore di livello, può essere la migliore schierabile dal Cagliari, soprattutto pensando a una difesa a 3? Allora, riflettevo su Altare già dalla partita scorsa. Senza dubbio ritengo Altare un giocatore dalla grande prestanza fisica e come tale dalla grande risposta atletica nel momento in cui deve difendere. Se lui è chiamato in questa formazione a svolgere questa attività, senza dubbio dà il meglio di se stesso. Quindi credo che possa essere un'ottima soluzione, considerate gli aspetti di cui è in possesso, le qualità di cui è in possesso, quindi grande capacità nello scontro fisico, ottima anche nella gestione nel minimo. Nel momento in cui eccede in questa fase sicuramente perdiamo in qualità, ed è importante invece che Claudio sicuramente avrà dato a disposizione anche la sua linea centrale di scaricare la palla a chi è demandato a fare ad avere questo compito in maniera più proficua. E quindi ancora formazione che cambia, un Altare che nella scorsa partita comunque ha dato una buona prestazione, si è comportato bene, ha riscattato almeno parzialmente, almeno a primo acchito, qualche inesattezza negli episodi precedenti. Vitto, stiamo per partire, mancano meno di 5 minuti alla partenza del match. Un'ultima annotazione, qualcosa che hai notato che vuoi far uscire, diciamo così, prima del match? No, vorrei parlare anche io di Altare. Altare, come stavo dicendo, non è solamente un fatto mentale, credo, ma è un fatto proprio tecnico. Secondo me è stato sbagliato fino all'inizio chiedere ad Altare di giocare la palla, di giocarla così spesso per linee orizzontali nel fraseggio continuo, perché poi quando uno non ha la tecnica, quando uno non ha questa caratteristica, è chiaro che poi se più tempo lo fai giocare in una condizione, chiamiamola di sconforto, più rischia poi di sbagliare. Quindi l'errore non era solamente di carattere mentale, ma lo è diventato successivamente dopo l'errore di carattere tecnico. E infatti una delle cose che abbiamo visto nella partita, una delle novità che abbiamo visto nella prima partita di Ranieri, è che la palla si tiene pochissimo nelle linee di difesa, non si tiene quasi mai nella zona centrale e soprattutto a lanciare il pallone avanti è Dossena, cioè si preferisce prendere palla, far saldare il tempo ad Azzi e Zappa di salire sulle linee attaccanti e calciare in diagonale verso una delle due parti per la sponda. Poi una volta che il pallone da quella parte le due squadre vanno a contendere, sarà chi la prende la gioca, però Ranieri ha scelto di far giocare la palla sempre nella zona difensiva degli avversari e non nella propria. Anche nella partita scorsa il primo pallone e l'unico pallone che è stato dato dietro da parte di Consalidis rischiava di diventare Caracchini. Ecco dove ho visto l'accorgimento, secondo me mirato a tutelare proprio il fatto che in questo momento più tieni il Cagliari in una condizione mentale positiva e più riesci a sfruttare l'entusiasmo che è stato creato dall'arrivo di Ranieri. E quindi fantastica, come sempre ci fa vedere delle piccolezze, comunque dei dettagli che fanno tanto, perché poi effettivamente è quello che contava tanto nella condizione mentale di un Cagliari che era da un periodo abbastanza lungo che non viveva una gioia per il vero senso di chiamarla tale, dopo anche la retrocessione dell'anno scorso. Speriamo che questo entusiasmo che abbiamo visto anche nei tifosi, che secondo me vogliono proprio tornare a essere gioiosi, andare allo stadio con piacere senza doversi ingrossare il fegato inutilmente. Siamo praticamente pronti, Vitto. Ci salutiamo o... Le squadre stanno entrando in campo, vedi okay. Tu cosa fare? C'è ancora un minutino se vuoi. Va bene, allora direi di fare qualche precedente tra le due squadre. Sono pochi effettivamente i precedenti tra le due, solo 6 vittorie del Cagliari e una per il Cittadella. L'unica vittoria del Cittadella è arrivata proprio tra le mura amiche nei 3 incontri totali, quindi i favori del pronostico dicono Cagliari. Per quanto riguarda invece l'arbitro, la direzione di gara sarà affidata a Daniele Rutella della sezione di Enna. Ha diretto il Cagliari una sola volta nel pareggio casalingo contro il Pisa di quest'anno, mentre il Cittadella non è mai stato
stato diretto da quest'arbitro. Statistiche spicciole perché comunque non ci sono tanti dati tra le due squadre, diciamo che non è un classico, lo possiamo mettere da questo punto di vista. Posso aggiungere una nota che può essere interessante, visto che comunque il mio mestiere è fare il preparatore dei portieri. Lo stadio dedicato a un portiere, un ragazzo di 18 anni morto nel 57, Pier Cesare Tombolato. Me lo sono andato a cercare perché ero proprio curioso di sapere chi fosse questo giocatore. Ho scoperto essere un portiere che per uno scontro in campo è deceduto giovanissimo. Wow. Questa è una nota che magari qualcuno conosce perché magari è più vicino alla squadra del Cittadella, però ero curioso anch'io di scoprire e vedere chi fosse questo Tombolato. E quindi abbiamo anche un altro dettaglio che si aggiunge a questo prepartita di Cittadella Cagliari, un'altra curiosità. Ha fatto i compiti, è arrivato preparato, non è che arriva qua su di Twitter Claudio Pani uno qualsiasi. Cioè, intanto salutiamo Claudio che ha giocato, certo, tra l'altro. Salutiamo anche Vitto, ci sentiamo tra pochissimo, Vitto. A tra poco. Perfetto, andremo in cronaca diretta con Vittorio Sanna proprio in un momento, ma prima, come sempre, a introdurre la partita del Cagliari bisogna sentire una canzone importante che è ormai diventata tradizione ed è il Ligno, è il nostro inno che ci andiamo a sentire. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari E questo è il nostro inno che ci introduce come sempre al match del Cagliari, oggi impegnato in trasferta al Tombolato contro il Cittadella. Leggiamo anche i messaggi che ci sono arrivati al 340 5186 036, il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi, dirci la vostra su cosa state vedendo su questa partita, o fare qualche domanda anche a Francesco, soprattutto a Francesco, perché io cosa vi devo rispondere a fare. Intanto ci scrive come sempre Alessio, ci augura il suo Forza Casteddu. Lo salutiamo, il nostro ascoltatore Alessio, tu l'hai già conosciuto, che sì, c'era anche l'altra volta. Ale è un grande, ci scrive ogni volta e noi li vogliamo bene. Intanto ci scrive anche Forza Cagliari da Manuel da Cagliari, e invece Andrea da Padova ci dice che se non fosse a letto con un ginocchio KO sarebbe andato in trasferta, sarebbe andato al Tombolato, essendo là, o comunque più vicino che noi, mettiamola così. In bocca al lupo, occhio al Cittadella, l'ho visto dal vivo, e ostico. Forza Casteddu come sempre, naturalmente, perché siamo qua per questo. Partita che è appena iniziata, ma si sono concluse le altre di Serie B che giocavano all'orario classico, ovvero le 14. Sono stati dei vari risultati, abbiamo visto anche già la classifica come si è modificata: Benevento Genoa 1-2, Como Pisa 2-2, Modena Cosenza 2-0, Parma Perugia 2-0, Regina Ternana 2-1 e Spal Ascoli 1-1. Quindi questi erano i risultati delle partite delle 14, mentre alle 16:15, prima volta quest'anno, se non sbaglio, a questo orario che gioca il Cagliari, c'è il match dei rossoblù che sono partiti subito in modo abbastanza aggressivo. Francesco? Sì, vedo proprio quello che aveva annunciato il mister Ranieri in conferenza stampa. È una squadra, quella del Cittadella, che dà grandissima pressione per recuperare palla a centrocampo e ripartire immediatamente, ma mi sembra che il Cagliari sia partito di buon grado, cioè della serie: ok, dobbiamo combattere, combattiamo.
quindi bene così. È quello che ci aspettiamo da questa squadra, che è tornata al successo con la panchina di Pisacane. Doveva essere di Muzzi, ma poi per un malore del direttore sportivo del Cagliari è andato in panchina Pisacane, e poi quella successiva, la prima dei Ranieri, emozionante, l'ultima contro il Como per 2-0. vedremo se riuscirà nel tris la squadra sarda. Ci sono tutte le condizioni per farlo. Sì, assolutamente sì. Come diceva Vittorio, un aspetto molto importante è quello di mantenere questo atteggiamento, questo entusiasmo, questa positività. Lavorare in settimana sapendo che i 3 punti sono arrivati dà sicuramente un altro atteggiamento in tutto il resto del campionato. Quindi è importante mantenere questo atteggiamento, questa atmosfera, questa positività. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo. Poi ci stiamo affidando dei giocatori che hanno fame, si vede. C'è ad esempio un Kurfalidis, che adesso abbiamo visto inquadrato qualche istante fa. È un giocatore che sta dando veramente tutto per la squadra, perché a lui interessa al massimo proprio riuscire a esprimersi al meglio per una carriera fiorente che gli auguriamo. Ma intanto andiamo a farci raccontare la partita direttamente dalla voce di Vittorio Sanna. 2 minuti e 50, calcio d'angolo per il Cagliari, sta per battere il falco della sinistra del portiere, parte il cross all'interno dell'area, il colpo di testa, la palla verso l'esterno dell'area, colpisce al volo Azzi, ma la palla viene ribattuta e recupera per il contropiede il Cittadella, con Kurfalidis che fa immediatamente a chiudere, a neutralizzare l'avversario e dare all'indietro. Cagliari che ha retto inizialmente il tentativo di pressing alto da parte della squadra di casa, e poi alla prima occasione ha spinto nel settore destro, dove Zappa sta giocando nel ruolo preferito, ne abbiamo sottolineato anche nella partita scorsa, e cioè in una posizione più avanzata dove può far valere tutto il suo passato nerazzurro nelle giovanili dell'Inter, dove chiaramente in tanti anni giovanili ha giocato molto più in attacco che in difesa, considerati quelli che sono i campionati nazionali che noi proponiamo. Rimessa con le mani nel favore del Cittadella, palla centrale nella zona in cui agisce Crociata, va ad allargare sulla destra, c'è il rilancio centrale con il tacco di Antonucci, ma la palla recuperata da Capradossi, data all'indietro per Altare che calcia immediatamente col sinistro alla ricerca di Lapadula, il pallone arriva dalla zona di Lapadula che spinge la palla con la mano, c'è l'irregolarità da parte dell'attaccante che poi si giustifica agli occhi dell'arbitro, ma effettivamente aveva spinto con la mano in avanti il pallone Lapadula, e anche con un po' di malizia, anche se poi si dichiara innocente. Calcio di punizione quindi per i padroni di casa, 4 minuti e 13, battuta corta all'esterno dell'area, col pallone ancora a sinistra nella zona di Donnarumma che tenta il rilancio, la palla si impenna, va a saltare ancora il Cagliari, il tocco di Nandez per Falco che tenta di scattare, il cross di Falco, c'è la Padula, il colpo di testa in anticipo, la palla ancora allontanata, rimane dentro l'area per un attimo, ma c'è la posizione irregolare da parte di Nandez, probabilmente in partenza, e quindi l'intervento arbitrale e il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Ma si capovolta la situazione di partenza iniziale, dove era il Cittadella a pressare il Cagliari per non farlo uscire al primo 3/4. Ora è la squadra di casa che fatica ad uscire, considerato che Falco e la Padula giocano praticamente uno a fianco all'altro, e anche Kurfalidis si mantiene alto insieme a Zappa per evitare di far giocare la palla ai calciatori e ai centrocampisti soprattutto della squadra di casa. 5 minuti e 03, col pallone ancora da spedire avanti da parte della squadra in provincia di Padova, una squadra che nasce in un centro che non è un capoluogo, pallone ancora giocato verso destra con l'ottimo intervento in questo caso da parte del giocatore numero 14, si tratta di Salvi, pallone che poi viene servito a sinistra, Donnarumma lo tocca, lo riceve ancora, lo appoggia lateralmente ad un compagno che cerca il lancio, sempre Salvi, un tentativo di scatto in questo caso da parte del giocatore numero 30, si tratta di Varela che va al duello con l'avversario, si tratta di Altare, l'ultimo tocco è di Varela, la rimessa con le mani, e quindi per il Cagliari 5 minuti 50 secondi nel corso del primo tempo, Cittadella 0, Cagliari 0, e linea che torna allo studio. Noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare.
Solais spumante Brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per seguire Cittadella Cagliari, una partita che sta iniziando ad animarsi qualche minuto fa. Ci ha provato il Cagliari con una punizione un po' confusa, ha dato un contropiede, sventato bene. Com'è andata, Francesco? Raccontaci un po' i movimenti. Allora, diciamo. Bene nel senso che la ripartenza del Cittadella, come appunto abbiamo già detto, è stata rapidissima. 2 passaggi hanno messo davanti in corsa un giocatore libero che aveva davanti soltanto Macumbu, che è stato molto bravo ad aspettarlo in una fase proprio di contenimento e a spostarlo verso una zona esterna, portarlo quindi ad una diagonale dove la conclusione, chiaramente anche con la presenza del portiere, diventa molto più facile e comoda da intuire e chiudere. Quindi una buona reazione, diciamo, alla reazione del Cittadella, che comunque si è dimostrato velenoso, perché in men che non si dica, da una situazione di pericolo nella loro area sono riusciti a estendersi, a allungarsi fino ad arrivare poi all'altro capo del campo, mettendo anche in difficoltà comunque la retroguardia rosso-blu. Intanto seguiamo gli altri messaggi che ci arrivano. Ci segue dal Tel Aviv, nonostante lo Shabbat, Marco, e lo ringraziamo, gli fa un grande piacere da così lontano. Forza Casteddu sempre. E anche Giacomo dalla Germania, anche lui un altro dei nostri ascoltatori che è all'estero, gli mandiamo un grande abbraccio. E naturalmente forza Cagliari, perché dobbiamo sperare di continuare questo treno che abbiamo iniziato. Speriamo davvero che non si fermi. Intanto ci sono risultati dagli altri campi, perché oggi abbiamo la Serie A che gioca in contemporanea. È iniziata la partita alle 15 tra Verona e Lecce. Il Verona a sorpresa sta vincendo 2-0 in casa. Le reti nel corso del primo tempo al 40esimo di De Paoli, mentre nel secondo tempo è arrivato il raddoppio di Lazovic, quindi 2-0 Verona contro un Lecce che stava facendo benissimo. Sì, sta volando questo Lecce, molto molto bene. Sembra il Lecce dei tempi d'oro. A me è sempre stato simpatico il Lecce come anche squadra. Me, per una serie di amici che ho di quella zona, proprio ho sempre avuto in simpatia questa squadra. Anche io, quando io ho fatto le esperienze fuori, ho avuto conoscere persone salentine e sono sempre trovato benissimo. Quindi sono stato proprio in Salento a trovarli e sono di un'accoglienza straordinaria. Li trovo molto simili a noi. Sì, è vero, ci sono tanti punti in comune. Li trovo molto simili a noi, quindi mi sono trovato benissimo, diciamo così. Quindi mi dispiace per questo Lecce che è sotto 2-0. Siamo sicuri si rifarà, anche perché poi ha tanti giovani importanti. Ma parliamo di Cagliari, un Cagliari che è riuscito a sventare un ennesimo attacco del Cittadella, non particolarmente pericoloso, un lancio in avanti con fuori gioco
attacco, forse fallo in attacco, della punta della squadra veneta, che milita 22 punti in campionato, 28 quelli del Cagliari, due situazioni che diciamo di difficoltà per entrambi. Anche il Cittadella effettivamente poi è andato a vincere l'ultima partita, quindi potrebbe anch'esso essere galvanizzato. Dobbiamo regger botta e, come sempre, come diciamo e ripetiamo ogni volta, far valere un organico che è nettamente superiore. Sì, sono d'accordissimo. Una squadra questa che già dall'anno scorso ha dimostrato di poter tenere testa ad un campionato di grandissima difficoltà, e questo non cambiare tantissimo la sua struttura e mantenere uno scheletro fa sì che comunque non hanno grandi nomi, ma hanno l'attitudine a giocare insieme da tanto tempo. Sono una squadra compatta. Si potrà notare, per chi osserva la partita, come gli scambi a centrocampo sono di alta velocità, palla indietro, palla avanti e verticalizzazione. Questo crea difficoltà a chiunque, a prescindere da un organico come quello del Cagliari. Cittadella è davvero ostica. Poi il discorso del giocare sempre insieme è una cosa che sta rendendo anche in Serie A, perché se poi vai a vedere le varie Lazio, Atalanta, ma anche il Napoli ad esempio, sono squadre che comunque cambiano e minimizzano le rivoluzioni, diciamo così, limano ciò che c'è da limare, ma portano un organico che poi effettivamente è molto simile agli anni precedenti. Intanto qualche minuto fa è stata fischiata una punizione per il Cagliari in zona offensiva sul lato destro dell'area avversaria, lato destro per se guarda il portiere, diciamo così. Curfalidis è andato molto bene con un tunnel, poi un fallo che forse non c'era sinceramente, perché mi è sembrato che il difensore incespiccasse sul terreno e non prendesse poi effettivamente il greco. Sì, ha azzeccato il primo dribbling, il secondo invece probabilmente lo aveva quasi portato, sì, gli aveva rubato palla, però è riuscito comunque tramite dinamica di corsa a completare la caduta e l'arbitro ha dato una punizione. Sì, l'avesse rivista al VAR probabilmente, se fosse andato dentro l'area probabilmente l'avrebbe riguardato e anzi avrebbe dato probabilmente ammonizione. Per Curfalidis, un Cagliari che però risponde presente in questa partita. È successo che si andasse vicini al vantaggio su quella punizione fischiata su Curfalidis grazie al colpo di testa di Dossena, che aveva staccato molto bene in aria. Bravo il portiere avversario a mettere in calcio d'angolo. Di conseguenza un Cagliari che ci sta provando. Vedremo come si evolverà questa partita. È un primo tempo già subito animato, dobbiamo dire. Assolutamente sì. Sottolineo la bellissima parata del portiere, perché Castrati io non l'avevo mai visto giocare prima d'oggi, non seguo il Cittadella chiaramente, ma ha avuto una capacità di leggere la situazione su una palla di Dossena che è uscita dal gruppo. È una bella reattività, basso sulle gambe, spinta sulla sua sinistra, bella respinta, bella deviazione, non respinta, bella deviazione che è andata sulla sinistra stesso. Il Cagliari che continua a provarci, perché nonostante poi ci sia stata una buona respinta del portiere, sull'angolo successivo che è accaduto qualche istante fa è andato vicino Dossena con un bello stacco di testa imperioso, che ancora una volta è stato tolto molto bene dall'estremo difensore avversario, che risponde presente in continuazione e ci sta già facendo capire che a chi dobbiamo puntare questa giornata, chi dobbiamo superare per riuscire a segnare, perché 2 parate consecutive di altissimo livello. Assolutamente sì. La seconda ancora più difficile, perché la palla è stata deviata su un tiro teso, la palla di Dossena è andata tesa verso sempre il lato sinistro. Niente, 97, alto 1,89 m, Castrati è un portiere albanese che fa qualche passaggio anche in nazionale, quindi comunque stiamo parlando di un portiere di qualità. Ripeto, non lo conosco, ma da adesso posso dire che abbiamo di fronte un portiere bello quadrato, almeno in questi aspetti reattivi. Poi vedremo il resto della gara. Assolutamente, perché fino a questo momento si è davvero esibito in un'ottima prestazione, davvero, sì. Perché si è dimostrato all'altezza. Dossena ha avuto 2 colpi di testa e non è che i colpi di testa di Dossena fossero brutti, anzi bisogna lodare Dossena belli, perché erano proprio dei belli stacchi di Dossena. Sì. Anche il secondo in corsa, andando incontro al pallone con una bella torsione del collo, era veramente interessante. E poi non abbiamo ancora raccontato che sul terminale dell'azione ci ha provato anche Falco di piede, trovando la parata appunto ancora di Castrati, che è già la terza in praticamente 2 minuti neanche. Esatto, una parata più semplice, un levagamba facile su un appoggio laterale a destra, però comunque dove il tiro è arrivato di prima intenzione su una palla che cadeva in verticale, e una bella conclusione di Falco, però non violenta,
che ha garantito comunque un intervento facile di Castrati. Sì. Bene. Bene, tanto qua. Vabbè, bisogna battere anche gli avversari più tosti. Infatti, no? infatti, Quindi l'importante è essere lì e provarci ripetutamente. Esatto, prima o poi sbaglierà anche lui, se no tutti siamo umani d'altronde. Infatti. Vediamo un po', lo aspettiamo l'errore di Castrati. Intanto ci stiamo preparando a tornare a sentire, a vivere la partita con la voce di Vittorio Sanna, ancora un minutino prima di tornare da lui, ma dobbiamo dire che è un Cagliari che sta combattendo con le sue armi, non sta facendo niente di esagerato, diciamo, però sta sfruttando bene le caratteristiche dei singoli, perché poi si va a vedere un Kurfalidis che ha la libertà di anche improvvisarsi leader, perché prende palla, scarta, va, prova, ci sono dei bei perni in questo Cagliari, un centrocampo dinamico che sta giocando veramente bene. Sì, è vero, ti dico che ho notato addirittura una copertura di Kurfalidis a destra, quindi non il suo lato, in un momento in cui il Cagliari era in attacco, quindi è concentratissimo, ha voglia di dare, si vede proprio che il ragazzo ha fame di far bene ed è carico ed è a 1000. Ma non mi stupisce, conoscendo il carattere. Io avevo l'altra volta citato lui nella primavera, invece sono andato a rivedere i miei appunti e l'ho avuto negli under 17 di Martino Melis ed era un ragazzo straordinario. Dove lo mettevi faceva bene, grande applicazione, disponibilità. Tesoro, hai sono caratteristiche che fanno assolutamente la differenza tra un buon giocatore e un giocatore così. Intanto purtroppo è arrivata la prima munizione del match, e diciamo purtroppo perché per il Cagliari, per il capitano di oggi, Nathan Nandez, per un intervento in ritardo a causa di un errore nella misura di Zappa, ma noi ci tacciamo adesso e invece ci facciamo raccontare direttamente il match da Vittorio Sanna. 19 minuto iniziato da 8 secondi, sempre 0-0 il punteggio, una partita certamente piacevole tra due squadre che vanno a cercare immediatamente la porta, e lo ha fatto il Cagliari così come lo ha fatto anche il Cittadella in un paio di occasioni, con Cagliari che ha saputo chiudere i varchi andando a recuperare la posizione, ma comunque sia con la dimostrazione che centralmente il Cittadella è in grado di poter portare giocatori interessanti dal punto di vista tecnico, in grado anche di vincere l'1 contro 1. 18 minuti e 35 ore con il rilancio da parte del portiere Castrati, protagonista di questa prima parte, Capradossi che ribatte di testa, ancora un colpo di testa nella zona di Acci che lascia terminare la palla fuori, proteggendo dall'arrivo del giocatore numero 21 Crociata che tentava di portare via il pallone. Rimessa con le mani quindi per il Cagliari nel settore difensivo di sinistra, con Capradossi che dà Macumbu, altra palla pigra da parte di Macumbu come lo era stato quella di Zappa, che ha portato alla munizione di Nandez, tutta responsabilità di Zappa, così come questo pallone perso sul passaggio corto da parte di Macumbu, un passaggio con poca convinzione. Rimessa con le mani in favore della squadra di casa, e Salvi all'altezza tre quarti di destra che se ne occupa, pronto a servire verso l'area di rigore. Rimessa lunga, il pallone dentro l'area, il colpo di testa di Dossena, poi la palla allontanata da Azzi ma recuperata ancora dalla Cittadella che tenta con Salvi un nuovo cross, altro colpo di testa di Capradossi, il pallone fuori area, Kurfalidis, Falco prolunga alle sue spalle per Nandez, colpito duro da Salvi e scatta il cartellino giallo per Salvi. Brutto l'intervento scusate su Nandez, con Nandez che è rimasto davanti a terra. Anche in questo caso un intervento in ritardo da parte di Salvi che è diventato pericoloso, perché le due squadre comunque cercano costantemente la palla, e nel cercare la palla molte volte parte anche la giocata pesantissima, come in questo caso che Nandez è arrivato prima, ha scalciato Salvi direttamente dalla ricerca cercando il pallone e ha colpito lo stinco dell'avversario, e quindi Nandez a terra ancora dolorante, con il giocatore che si è costretto a seguire le indicazioni, o meglio le cure dello staff medico, e visto che passerà un po' di tempo ne approfittiamo, qualche secondo lo recuperiamo per il prossimo intervento, perché da qui in avanti probabilmente non sarà il tempo di poter commentare altre azioni. A voi. Perfetto, allora ci risentiamo tra pochissimo con Vittorio. È un intervento brutto, brutto, ma come dicevamo. Sì, ha fatto andare via la gamba proprio quasi a colpirle, cioè lì il pallone non lo prendeva più, esatto. Troppo in anticipo Nandez. Ma anche prendere il pallone non lo stava giocando in quel caso, lo stava proprio spazzando.
Intervento che poteva essere anche arancione scuro, Sì, senza dubbio. Perché no? Effettivamente gamba alta, poi sai che vai a colpire un punto leggero, cioè era veramente pericoloso. Sono d'accordissimo, brutto intervento, e adesso vedo molto dolorante Hernandez. E potrebbe essere una partita che va sul nervosismo, perché effettivamente c'è stato il fallo di Hernandez, sembra quasi una ripicca dopo quell'intervento, anche se poi effettivamente quell'intervento non c'era cattiveria, era semplicemente in ritardo, era giusto il giallo perché era tattico e perché era in ritardo, però. Sì, sono d'accordo, dovrà essere bravo l'arbitro qui a gestire un po' gli animi, perché sicuramente questo è evidente, era proprio cercato, volontario, alla ricerca proprio del far male. Sì, il Cittadella è abbastanza aggressivo comunque, e tra l'altro si lamenta costantemente di ogni fallo che gli viene fischiato contro. In una ragione, quelli felici probabilmente avevano anche un motivo per farlo, negli altri molto spesso si lamentano proprio del fallo, e anche qua c'è stato qualche istante fa è stato dato fallo in attacco alla Padula per una gomitata da dietro del difensore che continua a stare a terra come se l'avesse colpito in testa. Chissà, è stato a terra per un po'. Questo il difensore dovrebbe essere il difensore che mi ero segnato, perché è l'uomo che gioca più palloni. Aspetta, vediamo un attimo, perché mi ho fatto i compiti anche io. Dovrebbe essere Perticone, che ha 6 palle lunghe riuscite a partita, che è un'ottima statistica, e 4 salvataggi a partita, quindi bisogna fare attenzione. Nonostante questo è anche il giocatore più ammonito del Cittadella, dato l'intervento come sta comportando. Infatti era proprio piantato nella sua posizione in attesa della palla la Padula, e gli è arrivata una botta di fianco proprio da dietro, quindi non capisco neanche la lettura dell'arbitro. Se si è fatto male è perché lui si è fatto male da solo, ma fondamentalmente non mi è sembrato che la Padula abbia fatto niente di che se non subire il colpo. Poi sì, è il capitano tra l'altro. Vedremo un po' come si evolverà questa partita un po' animata sempre di più in questi ultimi istanti. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante Brut metodo classico e Terre Brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio e nuovamente in campo le squadre, con un gioco attivo dopo che si è perso un po' di tempo per l'infortunio in quel fallo così con la Padula di Petruccione, giusto? Perticone. Io l'ho inventato, mi piaceva di più Petruccione. Comunque un match che si sta svolgendo abbastanza intenso, sono con te, è una partita combattuta, ci sta, diciamo così, anche perché gli interpreti, uno come Falco e le due fasce molto mobili come le sta usando Ranieri, secondo me possono creare delle trame molto interessanti. Sì, sono d'accordissimo con te, sicuramente va riempita di più l'area nel momento in cui ci riversiamo, però è un momento di stanca, magari siamo a metà del primo tempo, quindi la lettura va fatta anche interpretando appunto questa situazione dove la Cittadella comunque preme, dà pressione, obbliga il centrocampo a una fase di recupero intensa, quindi questa situazione, questo momento va letto in questo modo, sicuramente va riempita l'area di rigore quando attacchiamo, ecco.
dobbiamo aumentare la pressione. Adesso dirò qualcosa che triggererà qualcuno, ma manca Deiola. Manca Deiola perché è uno dei giocatori che lo faceva in maniera migliore anche in Serie A, quando tutti lo infamavano, l'anno dei 4 gol e del gol al Milan, anche sempre l'unico che andava insieme agli attaccanti a colpire di testa, una cosa che tutte le squadre fanno. I nostri centrocampisti sono tutti fuori area ogni volta che attacchiamo, almeno nelle ultime stagioni. Speriamo che adesso si cambia anche questa tendenza, diciamo così, perché poi è fondamentale, soprattutto quando manca la convinzione, manca la sicurezza, avere più uomini in area ti assicura più possibilità. Poi, sono tanti fattori che crea il fatto di aumentare la densità in area. Tra tanti può essere l'occasione che capita nei piedi giusti perché sei lì e non sei lì invece a 10 metri a guardare. Altro può essere il fatto che tutti i difensori sono obbligati a seguire qualcuno e non a occuparsi esclusivamente dell'uomo che sta portando palla o comunque delle zone forti da chiudere. Sono tanti gli aspetti, ma sono anche il segno evidente di una squadra in salute che corre. Deiola questo aspetto lo ha sempre avuto, lo dobbiamo dire. Poi magari sì, ti sbaglia una ripartenza per imprecisione, ma desiderio di arrivare ne ha a buttare cioè da regalare a tutti, ecco, questo è una caratteristica che non gli possiamo negare. È quello che poi effettivamente, perché è come un discorso che ho fatto tutto l'anno praticamente, ma continuo a dire, se giochi nel Cagliari e non sei il Modric va bene comunque, cioè l'importante è che sputi sangue per i colori, perché poi effettivamente è quello. Poi è vero, ci sono giocatori che non sono adatti alla categoria e tutto quanto, ma non penso che Deiola non rientri tra questi, anche per come l'ha dimostrato anche quando è andato fuori da Cagliari. Esatto, io faccio sempre questa analisi, dico sempre, ma è possibile che tutti quanti si siano ubriacati e abbiano messo in campo Deiola a caso? Ovunque è stato messo in campo come tale, significa che in campo è uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vogliono, perché dà copertura, cerca di randellare quando è il momento, proteggere, insomma non ci si può lamentare troppo se non è perfetto in tutto e per tutto. Non sarebbe il nostro Deiola, probabilmente sarebbe in qualche altra qualche altra realtà. Sì, ma poi è sempre il solito discorso. Ma continuiamo a seguire questo match perché tanto Deiola è infortunato, quindi ne riparleremo quando torna. Speriamo, anzi gli auguriamo di guarire presto. Un Cagliari che si distende bene comunque anche quando soffre, questa è una caratteristica importante che prima non vedevamo tanto spesso. C'è il tentativo del superare il diretto marcatore e quindi creare la superiorità è molto 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 più accentuato in questo Cagliari versione Ranieri. Sì, è vero, sono tutti più vicini, c'è poi molta velocità nel ripartire, bene le canalizzazioni centrali, e che poi ci apriamo per arrivare a sfruttare anche magari la possibilità di realizzare dei cross, buttare palla in mezzo. No, bene, per adesso molto molto bene, l'intensità è buona, certo non abbiamo ancora raggiunto l'equilibrio perfetto, ma va bene, significa che diamo pressione al Cittadella e riusciamo a uscire da una pressione che lei invece impone ai nostri difensori. Sì, una partita molto combattuta e molto accesa, diciamo così, anche dal punto di vista degli animi. Speriamo che adesso si sembrano un po' calmati, è stato quei 3 minuti un po' di locura, sì, mettiamola così. Ma ci sta, è normale, la Serie B è questa, Cittadella versa non in condizioni ideali, così come diciamo ad esempio l'anno scorso, se non sbaglio, è finita 11ª, roba del genere. Comunque è una squadra che, comunque tutte le squadre che vivono quella realtà nei bassi fondi della classifica combattono sì, con le lame, cioè, non è che non ti regalano niente, vogliono assolutamente portare fieno in fascina, insomma, com'è che si dice adesso mi sfugge. Vabbè, fieno, vogliamo fare fieno al fienile a casa, fieno al fienile, sì, fieno al fienile. Intanto, come il fieno è giallo anche il cartellino arrivato per Giorgio Altare. Questa è la peggiore similitudine che abbiamo mai fatto nella mia intera vita. Perché comunque giallo per Altare, un po' avventato, bravissimo il centrocampista avversario Antonucci, che probabilmente è il giocatore più pericoloso della formazione veneta, perché gli fa passare la gamba sotto la palla sotto le gambe e Altare non può fermarsi e quindi entra dritto sull'uomo. E giallo per uno dei centrali rosso-blu, che quindi ora dovrà stare più attento. Sì, dopo Nandez, 2 giocatori fondamentali hanno già preso la prima sanzione. Antonucci, che è il miglior realizzatore del Cittadella, tra l'altro senza rigori,
gol con 5 reti ed è un centrocampista, cioè comunque numeri importanti e probabilmente il giocatore simbolo di quella squadra, bisogna starci attenti. Sicuramente. Ma poi ha lo stesso nome e cognome, forse cambia la vocale dell'altro Mirko Antenucci, esatto, un'altra stoffa, però diciamo che esatto. Sì, anche io come preparavo la partita ho detto ma Mirko, pure Mirko scritto con la K, cioè proprio uguale. Vabbè, quasi omonimi, faranno un nuovo film allora su questa vicenda calcistica. E intanto il Cagliari è ripartito ancora una volta bene, l'ha fatto con Nandez che è arrivato bene fino all'area avversaria, poi c'è stato un errore nell'ultimo passaggio, Fran. Sì, forse questo è dovuto al fatto che fosse stata a destra questa situazione l'avrebbe vissuta con più serenità, invece si è sviluppata sulla sua sinistra come tale, quindi forse lì è arrivato, doveva usare il destro per centrarsi e ha perso un po' di tempo, ha approfittato di uno scivolone dell'avversario ma non è riuscito poi a guadagnare più di tanto, è arrivato nella zona nevralgica. Giusto, ci è arrivato, quindi non è riuscito a incidere come ci aspettavamo da Nandez. Intanto tante persone che passano quella Corte del Sole ci salutano, ci danno affetto, vediamo tutti i papà che come passano c'è un momento di fermo, perché quanto è il Cagliari? Ok, perfetto, possiamo continuare. Fermi qua dietro, guarda. C'è qualcuno che si ferma anche, come è giusto che sia, per questa partita, per questo Cittadella Cagliari, in un momento in cui finalmente si spera per il meglio senza essere troppo catastrofici dall'inizio, almeno mettiamola così. Intanto sono cambiati i risultati in giro per il mondo, perché dato questo orario ci consente di avere anche i risultati di Germania e Inghilterra. In Bundesliga Bochum Hertha 3-0, Francoforte Schalke 1-0, Stoccarda Magonza 1-1, il Mainz Magonza, Union Berlino Hoffenheim 0-1 e Wolfsburg Friburgo 4-0. Quando siamo al 60°, stanno finendo invece i primi tempi in Premier League. Bournemouth Nottingham 1-0, Leicester Brighton 1-1, è stata interrotta Southampton Aston Villa e West Ham sta conducendo 2-0 sull'Everton. Noi abbiamo terminato il tempo che ci lasciava al prossimo collegamento e quindi andiamo subito da Vittorio Sano. 32 minuti e 55, sempre 0-0 tra Cittadella e Cagliari. Il Mirko Antenucci, che gioca qui con il Cittadella, è cresciuto nella Roma ed era il talento più puro di quella Roma, era la Roma di Muzzi quando aveva gli esordienti, la Roma di tanti altri giocatori che poi si sono affermati. Antenucci era destinato a una grande carriera, poi un brutto infortunio lo ha stoppato e ora sta cercando di recuperare tempo. Nel frattempo il Cagliari che tende ad attaccare, un Cagliari leggero in attacco, manca qualcosa nella zona d'attacco, effettivamente la Padula troppo solo. Poi abbiamo visto Falco andare 2 volte alla conclusione, un'altra volta andare Nandez, diciamo un bel Cagliari finché non ci facciamo all'area di rigore, dove qualcosa manca per poter fare male a questo Cittadella. Altro fallo nel settore destro, si inserisce però centralmente Nandez, cerca la giocata che non si realizza, ed è per questo che l'arbitro, dopo aver applicato la norma del vantaggio, ritorna sui suoi passi e va a fischiare un calcio di punizione per un fallo subito precedentemente da Falco, forse un po' troppo in l'azione, sta di fatto che l'arbitro poi aveva lasciato proseguire nella speranza che il Cagliari potesse trarne vantaggio. Quando ha visto che la cosa non è avvenuta, ha interrotto e è ritornato sui propri passi. Altare al calcio di punizione, pronto qualche metro al di là della linea di del campo a servire verso l'interno dell'area, anzi all'esterno dell'area, perché si mantiene fuori la linea di difesa del Cittadella. Parte il cross di Altare verso Azzi, il colpo di testa di Azzi, una mano che si è alzata, ma anche l'arbitro che è intervenuto per segnalare un altro fallo in attacco. Fischia una marea di falli in attacco il direttore di gara, non so se la sua formazione è legata a chissà quale abitudine, ma anche in questo caso mi pare di poter dire che non solo non c'era il fallo di Azzi, ma probabilmente c'era il fallo di mano da parte di Stalvi per il calcio di rigore. Decisione arbitrale che lascia un po' così, punizione già battuta, 35esimo minuto che scorre col pallone che viene portato avanti, ma l'arbitro dice che deve ripetere. Insomma, un po' protagonista e per adesso decisamente insufficiente la direzione di questo nuovo arbitro per la Serie B, che non sembra avere la stoffa del grandissimo arbitro, seguito quest'oggi in tribuna anche da Rocchi, che è l'ex arbitro, si fa un po' da commissario in questa circostanza. 36esimo iniziato da 15 secondi, il pallone scagliato nella metà campo del Cagliari, c'è ancora un colpo di testa da parte di Maestrello,
una delle due punte della squadra di casa, poi il pallone ancora con il tacco mandato avanti, con Azzi che interviene, l'ultimo tocco di un giocatore del Cittadella, Azzi che rimette in gioco la palla nella zona di Falco che tenta di partire, Falco che accelera ancora, tiene il pallone sul sinistro, non trova lo spazio per servire un compagno, va al cross, il pallone all'interno, c'è il solo Lappadula, 4 difensori del Cittadella e il solo Lappadula dentro l'area, quindi questa idea del cross per giocare Lappadula secondo me è un'idea destinata a soccombere. Probabilmente Ranieri quest'oggi sarà costretto, a mio giudizio, a inserire il giovane Grigher, 18 anni, 19 da compiere nel prossimo marzo, l'unico che ha le caratteristiche da attaccante di peso. Pallone portato avanti ancora dalla squadra rossoblu con lancio di Altare, la palla verso Zappa, interno dell'area, Zappa tenta di controllare, ma anche lui non è un attaccante. Perticone gli porta via la palla e allontana. Il tentativo di controffensiva con Makumbu che chiude molto bene dall'indietro per Dossela e Dossela all'indietro ancora per il nostro Radunovic. 36 minuti, 30 secondi nel corso del primo tempo, 0-0, ci teniamo ancora la linea per 25 secondi, quelli che avevamo risparmiato precedentemente. Avanza portando la palla Capradossi, il lancio avanti nella zona di Kulfalidis, il controllo in petto, la palla centrale ancora per Makumbu, da questi a Azzi che ritorna all'indietro a sua volta per Capradossi al centro per Dossena, non concede spazio il Cittadella da quella parte, il pallone passa ora per la destra dove Altare si propone nella zona di esterno, ancora il tocco largo per Zappa per Falco all'indietro, ancora il pallone per Nandez che insiste, va a cercare ancora un compagno, Zappa tenta di andare via, il pallone ribattuto, recuperato ancora da Falco, ma siamo arrivati a ridosso dell'area della Cittadella. Falco all'1 contro 1, il passaggio verso Nandez all'interno dell'area, il tocco all'esterno, il cross di Altare col sinistro, già difficoltà col destro, immaginate l'esito, il colpo di testa di Azzi, la palla ancora ribattuta, ancora un colpo di testa, pallone che viene messo giù, è Cittadella che può disimpegnare. 37 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, linea che torna allo studio. E quindi un Cagliari che ci prova anche con i cross di chi non dovrebbe farlo, ok, vai, ci sta, mamma mia, è arrivato dopo. Ok, ritiro quello che ho detto. No, non è vero, dai. Un Cagliari che ci sta provando in maniera assidua, comunque, nonostante il Cittadella si faccia rispettare, è un po' il canovaccio di questa partita. E effettivamente Vittorio ha ragione quando dice che manca quel qualcosa in attacco per chiuderla, diciamo così, di chiudere le azioni che comunque si stanno creando in maniera efficace. Non c'è ombra di dubbio che Pavo in queste occasioni è un uomo che è quell'uomo che lì attira l'attenzione sicuramente di 1 o 2 marcatori, che mette a terra palla nonostante dia le spalle alla porta, quindi ha delle capacità sicuramente di far salire meglio la squadra. Dobbiamo trovare comunque delle soluzioni anche con questi ragazzi in campo, e quindi vedo comunque degli sprazzi di accelerazione improvvisa. Sembra proprio una caratteristica che ho notato anche nell'altra partita, quasi un diktat del mister, che sicuramente si alza in piedi e chiama probabilmente l'aumento della pressione, perché si nota proprio uno sbalzo di intensità. È una mia impressione, magari non so se è supportata dalla vostra osservazione o dalla tua. Molto interessante questa osservazione. Sì, effettivamente il Cagliari gioca un po' a momenti, diciamo così, e soprattutto cerca gli interpreti a momenti, perché la destra e la sinistra vengono usate entrambe come fasce. Sì, ruota in continuazione questo portare la palla da una parte all'altra, ma sicuramente questo per creare fatica anche a chi deve difendere, perché mantenere sempre nella stessa posizione alla fine non procura gli effetti, stanno belli bloccati. Invece questo ruota la palla, ma non come prima, è una rotazione molto meno portata all'attacco. Esatto, è portata alla verticalizzazione. Esatto. Quando poi non si riesce, dopo un po' si cerca con le aree nevralgiche dove diciamo una sbavatura di troppo può essere più letale che in altri punti, mettiamola così. E intanto scorre il tempo, tra pochissimo saremo lì per sentire i minuti di recupero raccontati da Vittorio Sanna, circa 5 minuti prima di poterlo ascoltare. Vediamo un po' come si evolve questo match. Comunque c'è da dire, nessuno si è mostrato al di sopra degli altri, diciamo così, in questa partita, soprattutto sia del Cagliari che del Cittadella. Non c'è stato un vero protagonista, se così vogliamo chiamarlo. Sì, è vero, non c'è un nome in particolare da fare, ma comunque un lavoro di squadra importante, è un lavoro di squadra attento. Vedo una difesa comunque
Dossena ad una serenità, sì, forse cioè dato una tranquillità ai centrali, ecco, neanche a dirlo, poi magari come succede sempre su Striscia la Notizia fanno vedere l'ultima frase famosa. Esatto, qualche istante fa, poco dopo che ha detto una frase Francesco, Dossena ha sbagliato un passaggio in difesa contro piede del Cittadella. Per fortuna messo poi in fallo laterale successivamente. Vediamo un po', comunque sì, a parte poi gli errori richiamati, sta giocando abbastanza bene, sembra davvero un'alternativa valida a Dossena come titolare in questa squadra, un altro di quegli acquisti arrivati in sordina senza che nessuno effettivamente poi lo notasse, anzi se l'avessero notato l'hanno notato in senso negativo. No, è vero. No, un giocatore molto pulito nelle sue gestualità e molto tranquillo, che trasmette quella serenità di cui la difesa, la linea difensiva ha bisogno. Quindi è l'ottimo interprete per stare davanti a un portiere. Il portiere cerca proprio uomini che diano garanzia negli spostamenti e sicuramente Dossena da questo punto di vista è esemplare. Sì, quindi una difesa che si sta comportando abbastanza bene, mentre gli esterni forse sta sbagliando un po' più Zappa, ma magari perché lo notiamo di più perché lo conosciamo magari, è detto anche questo. Io in Zappa confido soprattutto nelle sue doti balistiche a livello di cross, perché a me i cross di Zappa non li azzecca tutti, mettiamola così, però quando lo azzecca li fa veramente belli, cioè a me piacciono particolarmente. È un ottimo crossatore. Sì, è vero, butta tantissime palle in mezzo. Magari abbiamo vissuto un periodo in cui Zappa non era al massimo dal punto di vista proprio della convinzione, però rientriamo lì nelle logiche di mentalità positiva. Probabilmente qui c'è un lavoro da fare che non può durare 1, 2 partite, 3 partite, no, ma deve durare magari un ciclo positivo per far sì che anche Zappa tiri fuori quelle caratteristiche che possono essere davvero il suo forte, buttare palla a chi realmente lì in mezzo possa fare la differenza. Ora non abbiamo neanche il nostro Pavoletti, quindi quel cross sembra un po' buttato così, però secondo me, come dici tu, ha delle caratteristiche importanti. Sì, effettivamente è probabile che si giochi proprio su questo per Pavoletti, per la presenza di Pavoletti. Vedremo un po' come si evolverà. E intanto qualche istante fa c'è stato il gol del Cagliari, ma annullato per fuorigioco, ribattuto dentro Zappa. Ce n'erano 2 di fuorigioco, addirittura c'era sia la sponda di Dossena che poi il colpo di Lapadula, parato ancora una volta benissimo al portiere avversario, poi sulla respinta Zappa messo in porta, ma arbitro che ha annullato tutto, quindi si rimane sullo 0-0. Noi adesso vi lascio un attimo in attesa così, perché rientreremo subito per poi successivamente dare anzi sì o no? Sì, torniamo tra pochissimo per andare direttamente da Vittorio Sanna e seguire il recupero di questo primo tempo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la Tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Confermato il fuorigioco sul gol di Zappa, ma noi non indugiamo oltre, andiamo subito da Vittorio Sanna.
A vivo dei 3 minuti di recupero che sono stati accordati, calcio di punizione per il Cagliari in zona di difesa con Radunovic pronto alla battuta. 3 minuti quindi per tentare di sbloccare la situazione che è ferma sullo 0-0. Pallone avanti alla ricerca di Azzi, il colpo di testa di Perticone, palla viene recuperata per un attimo da Capradossi nel duello con l'avversario. C'è il fallo ai danni di Varela e forse semplicemente la rimessa con le mani in favore dei padroni di casa, no? Probabilmente calcio di punizione per il Cittadella, pallone messo giù molto più avanti rispetto a dove è venuto il contatto, Salvi che riporta il pallone avanti con Kurfalidis che li aveva spostato all'indietro, Capradossi ancora che discute con i suoi, ha battuto proprio Perticone, la palla data in avanti dove c'è il tentativo di crociata, cerca un varco crociata, la palla non passa, è ribattuta ancora in fallo laterale, Salvi che si occupa della rimessa con le mani, andrà a cercare ancora una volta dentro l'area i giocatori più possenti, in questo caso soprattutto Maestrello, dotato di grande fisico, pallone proprio verso di lui, il colpo di testa di Dossena che allontana, fuori area il tentativo di tiro di Perticone, ribatte con Falidis, la palla ritorna a destra ancora per Salvi che la dà all'indietro per il cross tentato da Crociata, un pallone che si impenna, il colpo di testa a liberare di Altare, il recupero ancora del Cittadella che insiste in questo tempo di recupero, già 90 secondi sono andati via, palla avanti nel settore di sinistra, attenzione allo scambio, non riuscito, palla recuperata da Macumbu, c'è fallo ai suoi danni, intervento dell'arbitro e calcio di punizione. Vediamo se nei 90 secondi rimanenti il Cagliari saprà staccare a sua volta in questo tempo di recupero. Il tentativo di Macumbu è stato interrotto dall'intervento proprio di Maestrello e adesso si ammucchiano le squadre a centrocampo con Radunovic pronto a calciare avanti, lo fa alla ricerca di Lappadula, palla troppo lunga, va il portiere, la raccoglie all'ingresso in area e così Castrati si prepara a sua volta a effettuare il rilancio, però mancano 60 secondi ancora di recupero alla fine del primo tempo, Castrati che fa salire i suoi, rimane Lappadula in zona, Castrati è costretto a calciare avanti al di là della linea del campo, il colpo di testa di Dossena lateralmente verso Zappa, anticipato, pallone portato avanti in questo caso da Mastrantonio, nel duello proprio con Zappa, si ferma Mastrantonio, dà all'indietro, fraseggio ancora riuscito per il Cittadella, il tocco centrale, attenzione per Antonucci che alza la testa, va ad allargare ancora su Crociata, da questi a destra per Salvi, sul quale esce immediatamente Azzi, pallone crossato all'interno dell'area Crociata, indietreggia Radunovic e blocca il pallone, 25 secondi da giocare ancora in questo primo tempo con Radunovic che invita tutti a salire, 15 secondi sono rimasti, la palla a sinistra per Azzi che accelera portandosi avanti il pallone, evita l'avversario, va ancora avanti, chiede l'1-2, sempre Azzi nella corsia di sinistra, viene fermato dal tecnico scivolato, in questo caso di Branca, pallone recuperato e anche fischio dell'arbitro che manda le squadre a riposo. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0 tra Cittadella e Cagliari, uno 0-0 che è maturato in virtù soprattutto del fatto che al Cagliari manchi qualcosa in fase d'attacco, il Cagliari che è andato anche a concludere in più di un'occasione ma che non ha saputo occupare l'area se non sui calci piazzati, dove soprattutto Dossena è stato l'uomo pericoloso, ha impegnato almeno 2 volte Castrati in interventi tutt'altro che facili sui colpi di testa del difensore, e dall'altra parte è una squadra agile, il Cittadella, che soprattutto nel centrocampo ha tanti interpreti di qualità e che sviluppa un buon gioco quando il Cagliari glielo permette, e dobbiamo dire che nell'ultima fase del primo tempo ha conquistato un po' più campo ed è riuscito per più tempo a giocare il pallone. Vedremo nel secondo tempo quali saranno gli accorgimenti che verranno messi in campo per spezzare quello che è un equilibrio che in questo momento dice appunto 0-0, cioè dice che le due squadre praticamente non sono riuscite a segnare, anche se dobbiamo dire anche che quella che ha avuto le occasioni migliori è stato il Cagliari, pur privo di una punta vera, pur privo di Pavoletti, sostituito da un trequartista come Falco. Sì, un Cagliari che quindi per ora raccoglie questo 0-0 sul campo del Cittadella, un primo tempo intenso, come detto da Vitto in questo istante. Francesco, chi secondo te può dare qualcosa in più nel secondo tempo? Non parliamo di sostituzioni perché poi effettivamente i giocatori in campo non si stanno comportando male, ma più che altro da chi ti aspetti qualcosa in più a livello di spinta o di carattere dei giocatori del Cagliari?
Allora, no, devo ammettere che effettivamente non posso dire che la squadra non abbia giocato in tutti i suoi elementi, quindi non mi balza agli occhi in questa condizione, in questo schieramento, la possibilità di sfondare le linee, tranne che in quelle situazioni dove abbiamo visto appunto in situazioni di palla inattiva la bravura di riuscire a intercettare palla e girarla verso il portiere, perché vedo un Lapadula in difficoltà rispetto alle altre partite, non avendo a fianco un compagno come Pavoletti che, ripeto, ti mette a terra la palla, ti garantisce l'opportunità del triangolo stretto, perché con difesa schierata è dura arrivare, se non hai un triangolo stretto, la possibilità di tirare a distanza se si apre un varco. Quindi ora come ora non ti indico un nome, ti dico che probabilmente uno come Luvumbo nell'1 contro 1 potrebbe garantire alla Padura la possibilità di venire incontro, scarica, triangolo e vanno dentro, come prima lettura, molto scolastica. Però secondo me l'idea era quella, arrivare alla fine del primo tempo in questo stato, cioè con un grande equilibrio, capacità di ripartire e poi magari adesso vedere le correzioni del mister a fine primo tempo che possano portare delle novità importanti. Vedremo quindi come uscirà dagli spogliatoi il Cagliari, tra l'altro lettura che condividi anche con Riccardo da Bologna, che proprio ci scrive un messaggio: qui ci vuole Luvumbo al posto di Falco. Sinceramente ci sta come idea, io però aspetterei qualche minuto, diciamo non al primo tempo sicuramente, perché magari già solo con gli accorgimenti dati da Ranieri sulle singole fasi, potendo parlare a quattro occhi con i suoi uomini, può cambiare qualcosa in modo importante. Sei d'accordo, Vitto? Parzialmente, io non sono convinto che sia Luvumbo per Falco il cambio che necessita, piuttosto faccio una considerazione ancora più generale. Il Cagliari è stato molto scaltro nel mercato a far arrivare subito un esterno, anche se aveva dichiarato che doveva acquistare un centrale. E secondo me dovrà essere ancora più scaltro a far arrivare un attaccante, anche se tutti parlano di un centrocampista. L'attaccante che manca è un attaccante di peso, perché tu non puoi assolutamente puntare sulla Padula, su solo la Padula e su Pavoletti, che purtroppo va incontro a costanti acciacchi, quindi devi necessariamente portare qualcuno che somigli a Pavoletti come alternativa, perché le alternative eventualmente ad una seconda punta, che può essere la Padula appunto, è un'alternativa che esiste, cioè tu puoi far giocare Pavoletti anche con Luvumbo, puoi far giocare Pavoletti anche con Falco, puoi far giocare una punta di peso anche con un giocatore di questo tipo, oltre che con la Padula. E quindi secondo me serve una punta pesante, una prima punta di quelle che fanno un po' il pivot, ed ecco la ragione per la quale secondo me è necessario pensare qualcosa sul mercato, ed è la ragione per la quale in settimana ho detto che secondo me uno dei giocatori che poteva, l'ho detto anche Ranieri, anche se molto timidamente, uno dei giocatori che poteva somigliare a Pavoletti era Adam Grieger, che è acerbo senza dubbio. Non è un giocatore pronto, è un giocatore di 18 anni, ma nella carriera di Ranieri ci sono stati momenti in cui il quarto d'ora, i 20 minuti, la mezz'ora del 18enne sono diventati mezz'ore importanti, magari sempre mezz'ore, ma mezz'ore ogni volta importanti, cioè non il peso di un attacco, ma l'occasione per mettersi in mostra partita dopo partita. E ho il sospetto che anche oggi noi vedremo l'esordio di Adam Grieger, ne sono quasi convinto se la partita rimarrà così. E diciamo che se dovesse fare come i giovani che stanno giocando negli ultimi tempi, non ci fa per niente male, effettivamente, se continua il filotto. Assolutamente, è verissimo, cioè tutti quelli che hanno esordito stanno facendo bene, quindi bene che si prosegua su questa linea, su questo cammino. Finalmente sì. Finalmente, dici bene Andrea, perché non è che si sta proseguendo, no, sta iniziando. E lo stiamo vedendo con Kurfalidis con tanta timidezza è stato messo in campo, e ora non ti stai preoccupando di recuperare a tutti i costi Rod, di recuperare a tutti i costi gli altri giocatori. Addirittura l'alternativa a Kurfalidis è un altro che arriva, anche se parzialmente, dalla primavera. Perché dico parzialmente? Perché sia Kurfalidis ma ancora di più Lella sono giocatori acquistati che non erano esordienti quando sono arrivati al Cagliari, sono arrivati che erano già allievi, quindi giocatori già formati, li hai pagati anche qualcosa. Kurfalidis è arrivato prima e ha più anni nel Cagliari rispetto a Lella, quindi si può parlare di lui certamente di più di uomo del settore giovanile di quanto puoi parlare di Lella, ad esempio, o dello stesso Altare. Quindi secondo me questa è la filosofia giusta, quella di avere una squadra, avere 22 uomini, avere i protagonisti, ma far sentire costantemente l'odore della prima squadra anche ai ragazzi, tanto che poi al momento in cui servono possono essere chiamati. In passato, e io parlo di un passato di 30 anni fa, quindi pensate quanto può aver maturato nel frattempo lo suo tecnico Ranieri, mi ricordo di Tribuna, mi ricordo di Falaguerra, mi ricordo di Corella, mi ricordo di tanti giocatori
erano stati avvicinati e fatti giocare nella prima squadra della Ranieri, che li teneva sempre in considerazione, anche perché i titolari, l'ho detto prima, non erano certo molto più vecchi, cioè quando abbiamo giocato in Serie B con Provitali e Capioli, ricorda a tutti che si parlava di due giocatori che avevano ciascuno di loro 21 anni. Eh sì, e quindi bisogna guardare davvero ai nostri giovani, anche perché la Primavera anche oggi ha riportato un risultato importante, imponendosi in casa sulla capolista Roma per 2-1, e io non posso che essere più contento perché entrambi i gol li ha fatti uno dei giocatori che mi sta piacendo di più nelle ultime primavere, che è Michele Carboni, che da centrocampista realizza una... Cosa? È un fuoriclasse. È fuori, cioè, Michele Carboni io l'ho visto giocare un paio di volte, che ci fa questo qua, ma chi è? Cioè praticamente malgrado abbia un piede solo, ha una velocità di esecuzione che è 10 volte superiore a quella di Viola, cioè piede unico per piede unico, e secondo me non dovrebbe esistere neanche questo, perché quando sei un professionista, se per caso calci solamente con un piede, devi imparare a calciare anche con l'altro, e hai tutto il tempo di farlo visto che è il tuo lavoro. Ecco, ma vedendolo giocare solamente con un piede, e nelle poche partite in cui l'ho visto ho detto ma questo qua è un fenomeno, perché effettivamente è uno che con un solo piede dalla linea di mediana ti fa smarcare un giocatore in attacco. Sì. Ora fa anche i gol, buonanotte. Sì, esattamente. Io sono dal settimo cielo, come ho visto il marcatori, davvero, no? Sono contentissimo, perché poi è un ragazzo che ha iniziato a giocare l'anno scorso in maniera molto umile, comunque rispettando anche le gerarchie, ma ogni volta che veniva messo in campo dava il 300%, era veramente di un'eleganza di un altro livello. Sono veramente fiducioso per il futuro di questo giovane, che quindi porta al successo un Cagliari di Primavera contro la Roma, cioè la Roma che è la primavera forse più importante del campionato italiano, insieme a quella dell'Inter, quella che sforna poi più talenti che vanno in giro per l'Italia. È vero, pensavo, in merito a quello che diceva appunto Vittorio un attimo fa, quanta bella ventata di positività arriverebbe anche al settore giovanile, sapendo che un allenatore di prima squadra è interessato al lavoro e chiede, così come sta facendo Claudio, che già dice vado a vedere la primavera così capisco chi ha già parlato degli esterni. Quello è sicuramente per il settore giovanile una ventata straordinaria, è la filosofia giusta per far sì che anche i ragazzi siano attenzionati, sentano l'attenzione da parte della società, che non vede l'ora di portarli in una prima squadra per far bene. Il progetto dovrebbe essere quello, ma penso che lo sia per tutti. Da noi qualche volta si è persa questa idea. Se ripenso ai vari De Sogus, ai vari Ladinetti, a qualcuno che abbiamo perso durante il cammino, che non è detto che sia perso, ma voglio dire, ecco, sono l'identità del Cagliari che arriva dal settore giovanile. Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto allenatori negli ultimi anni, purtroppo, che addirittura il giovane che arrivava a primavera non ricordavano neanche il nome. Chiedevano chi è quello, me lo ricordi chi è il nome, chi è quello, cioè non ricordava neanche il nome. Qui ho visto quello spezzone invece che è andato in onda, che ha fatto un grandissimo successo, di Ranieri, che sollecita la squadra alla massima attenzione già dall'allenamento. Viviamo oggi la partita mentalmente come se fosse, in questo momento viviamo l'allenamento come se fosse una partita, e nel momento in cui in quello spezzone, se andate a vedere, a un certo punto ci sono i giocatori che fanno lo slalom. Per ciascuno di questi giocatori lui usa il nome di battesimo, e nell'incitarli usa anche la lingua dovuta, e a un certo punto passa a Grieger nella lingua inglese, e lo sollecita quanto ha sollecitato gli altri in lingua italiana. È un altro livello, ragazzi. Sì, proprio è evidente che siamo di fronte a un uomo che ha una maturità e una conoscenza che trasmette proprio la voglia di giocare. Speriamo possa continuare, speriamo che questi frutti inizino, cioè si vedano già da questa partita, già da questo Cittadella Cagliari che sta per cominciare. Vito, aggiornamento, abbiamo ancora qualche secondo, vuoi dirci qualcosa o stanno entrando in campo? Abbiamo ancora un po' di tempo e niente, voglio dire che per ora insisto nella mia versione iniziale, stiamo cercando di fare necessità virtù, perché poi giustamente non si fanno i nomi dei tanti assenti, però se pensiamo soprattutto alla zona d'attacco, oltre a Pavoletti, alternative che potevano essere attaccanti, lo so, Mancosu poteva essere utile in una partita come questa, anche perché uomo di peso, giocatore esperto, che ha fatto anche la seconda punta in carriera, lo ha fatto con la spalla negli ultimi anni. Insomma, ci sono venuti a mancare contemporaneamente diversi calciatori, e malgrado questo la cosa che mi piace è che non ci si lamenti, non si faccia l'elenco degli assenti per potersi lamentare, si va a giocare con quelli che abbiamo, e quelli che abbiamo non sono solamente quelli della prima squadra, come ho detto prima, ma già c'è questa sensazione che possono essere anche quelli della primavera. E sono d'accordo con Francesco, sarebbe un bellissimo messaggio se al momento in cui serve qualcuno, questo qualcuno viene utilizzato, dimostrando che non c'è soluzione di continuità tra
il settore giovanile e la prima squadra, e che c'è quindi la possibilità di avere un canale costantemente aperto. Ma secondo me è il motivo anche per cui Roma e Inter hanno questi settori giovanili, è anche il motivo per cui loro riescono a prestare poi i loro giovani un po' ovunque in Italia, e anche perché i loro giovani si impegnano così tanto e fanno così bene nei campionati giovanili, perché sanno che poi quel canale poi effettivamente porta da qualche parte. Devo dire soprattutto la Roma, Andrea. Sì. L'Inter un po' meno, cioè abbiamo visto con Mourinho anche negli anni scorsi che in determinate partite, quando gli sono mancati i giocatori, lui non ha esitato a mandare in campo i giocatori della primavera che aggregava, un po' per pararsi le zone d'ombra. Insomma, vuol dire, ho fatto giocare i ragazzini perché non avevo altro, quindi che cosa vi aspettavate? Ma questi ragazzini poi lo hanno ripagato, perché in molti casi sono diventati protagonisti. Noi possiamo solamente immaginare che entusiasmo può avere un giovane quando arriva in prima squadra. Fa un salto incredibilmente difficile dal punto di vista tecnico, perché veramente è un doppio salto mortale, non è assolutamente così semplice, cioè anche passare dalla primavera a una semplice Serie C molte volte è complicato, perché si tratta veramente di un altro calcio. Però l'entusiasmo molte volte ti fa fare delle cose che, per assurdo, più è alta la categoria, più è probabile che tu riesca a farlo, perché più è alta la categoria e più hai lo spazio per un confronto tecnico e tattico. Eh sì, Francesco non fa che annuire. Sì, no, perché l'ho vissuta in prima persona. Io non ricordo mai di aver visto uno dei ragazzi che magari era con noi in primavera essere chiamato per andare a supportare la prima squadra a fare una faccia che non fosse quella giusta. Cioè ci vai a 1000, perché quello è il salto che vuoi fare. Come lo chiamava Beretta, c'era una sorta di filare di piante che faceva sì che il campo della primavera si dividesse da quello della prima squadra. Quel filare era fantastico saltarlo, cioè andare lì, andare al ritmo, correre come pazzi, sfiniti, arrivare in doccia, li guardavamo e dicevano: ecco, questo è il nostro premio, vedere un ragazzo che ha dato tutto per quei 10 minuti, chiamato a sostituire magari il titolare che aveva un indolenzimento oppure non voleva rischiare la partitella. Queste sono le cose che fanno bene al settore giovanile. Eh sì, veramente interessante. Speriamo possa essere davvero un argomento su cui tornare spesso, perché poi vediamo effettivamente questo cambiamento realizzarsi nelle partite del Cagliari. Vito, ci siamo? Sta iniziando, sì, sta iniziando. Allora ci sentiamo tra pochissimo e andremo a snocciolare questo secondo tempo di Cittadella Cagliari, una partita molto interessante per quanto riguarda questo primo tempo, con due squadre che, nonostante non stiano brillando in questo campionato di Serie B, stanno giocando comunque un buon calcio, perché poi il Cittadella, tante volte ne abbiamo parlato di squadre che contro il Cagliari si chiudevano e cercavano di annullare il suo gioco. Più che giocare, in realtà il Cittadella almeno gioca a calcio, cioè è vero, è verissimo, ma questo è anche frutto appunto di questo percorso, di questo Satura che ha da sempre, quindi non è una squadra che si chiude, perché sennò non avrebbe ottenuto i risultati che ha ottenuto anche l'anno scorso. Un allenatore giovane, un 74 se non sbaglio di età, che ha una storia nel Cittadella non di pochi giorni, è partito come collaboratore tecnico, poi è diventato vice, ha sostituito l'allenatore, quindi c'è proprio dietro un percorso di crescita costante che garantisce di avere una squadra di una città con 20.000 abitanti in Serie B, cioè, quindi significa che il lavoro è fatto in grazia di Dio, ecco. E probabilmente l'errore che sta facendo adesso il Sassuolo e che sta portando il Sassuolo a avere questi risultati così negativi. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, ma ne parliamo dopo, perché è molto interessante questo argomento. Torniamo subitissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare.
Solais spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il Vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio ci siamo pronti, siamo carichi, non vediamo l'ora davvero di entrare nel vivo di questo secondo tempo di Cittadella Cagliari, sperando che la squadra sarda riesca poi in qualche modo a prevalere su un Cittadella che si sta dimostrando ostico e combattivo, ma ora come ora non serve più la mia voce per introdurvi a questo match, andiamo direttamente a sentirlo tramite le parole di Vittorio Sanna. Terzo minuto che sta per concludersi nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 il punteggio, ora scocca il terzo minuto con la palla giocata dal Cagliari in attacco, uno spunto di Kurfalidis, ancora lui che aveva portato la palla comunque nella tre quarti avversaria. Ora a destra con Hernandez che cerca il lancio avanti, va alla Padula ma va anche Castrati in anticipo sulla Padula, cattura il pallone, lo fa suo e si prepara a rilanciare l'azione della Cittadella. Aspetta che i suoi salgano, si accorge che non c'è la possibilità di scaricare il pallone e va ancora una volta per il rilancio lungo. Guarda dritto il centrale, si tratta di Maestrello, il colpo di testa però su di lui è ancora di Kurfalidis, pallone ribattuto, poi allontanato con lo stop di petto di Altare a vantaggio di Dossena. Dossena sposta sul destro e cerca a destra Zappa, molto basso in questa circostanza. Zappa in verticale, la sponda di Falco, la palla all'indietro. Nandez si muove, rilancia nella zona davanti dove c'è ancora il controllo da parte del giocatore numero 15, si tratta di Frare, che ritorna all'indietro per Castrati che rilancia, ancora il colpo di testa di Nandez, poi Capradossi va a tentare di servire a sinistra, un po' di azioni confuse, chiaramente è stato necessario accendere la luce artificiale con giocatori che vengono anche abbagliati in questo momento anche da questo tipo di illuminazione. Pallone perso ora da Kurfalidis, recuperato ancora dal Cittadella, fraseggio a evitare il pressing con la palla che ritorna all'indietro su Perticone, va a mettersi nei guai Perticone, dall'indietro per Castrati, pressato e costretto al rilancio direttamente in fallo laterale. 4 minuti e mezzo nella ripresa, la rimessa con le mani, Makumbu tenta di voltarsi, vi riesce, si accentra, apre il gioco verso destra dove c'è Zappa che può andare a crossare, palla all'interno, prolungata l'azione, Makumbu all'esterno, chiede l'1-2, c'è un tocco ai danni di Falco che va giù, per l'arbitro è tutto regolare. Falco che si era proposto per l'1-2, colpito alle spalle, per l'arbitro tutto regolare, non c'è fallo secondo il direttore di gara, anche se un tocco su Falco esiste, con Perticone che poi va anche a minacciarlo una volta che è a terra. Sta di fatto che il gioco è stato interrotto successivamente per un calcio di punizione in favore del Cittadella. Tocco non così esagerato, ha accentuato Falco nella speranza di poter ingannare l'arbitro. In questo caso possiamo tranquillamente dire che però l'arbitro ha fatto bene a non cascare nella trappola, anche se sta aspettando di avere la verifica dal VAR. Tutto pronto per il calcio di punizione, ma si perde ancora qualche attimo perché l'arbitro sta verificando quello che è avvenuto all'interno dell'area sul tocco a danno di Falco. L'arbitro invita a riprendere il gioco, Frara sul pallone, 5 minuti e 39, palla scambiata in verticale con la palla che ritorna a Frara, da questi a sinistra per Donnarumma in verticale ancora per Antonucci, si muove molto bene Antonucci, evita un avversario, ne evita un secondo con un ottimo dribbling, va a chiudere su di lui Altare che manda in fallo laterale, la rimessa con le mani ancora per il Cittadella, con Antonucci che scuote la testa, voleva riuscire anche nell'ennesimo dribbling. Eccola ancora, Belvelo, palla per lui, Antonucci, il cross basso all'interno, Maestrello che tenta di voltarsi, chiusura da parte del Cagliari, calcio d'angolo per il Cittadella. L'arbitro dice semplice rimessa al fondo. 6 e 16 nel corso
del secondo tempo, 0-0 il punteggio lì nello studio. E quindi un Cagliari che ci sta provando, effettivamente rischioso quell'occasione in cui poi è andato giù Falco. Effettivamente anche noi ci sentiamo in non andare contro l'arbitro in questa occasione, perché il tocco non c'era praticamente. E anche per quanto riguarda il calcio d'angolo successivo, forse ha visto bene lui, perché Maestrello sembra essersi portato fuori il pallone da sé e di conseguenza rimessa al fondo. Come hai visto questo inizio di secondo tempo, Francesco? Un Cagliari che ci sta provando? Sì, ci sta provando, però ecco, la guerra è sempre lì in mezzo. Vedo un centrocampo fittissimo a ambo i lati, quindi grande battaglia. Di nuovo, ripeto, palla alta, palla bassa, insomma, riuscire a uscire da quel marasma centrale porta sicuramente a una verticalizzazione immediata, dove non vedo però capacità dall'una e dall'altra parte di finalizzare più di tanto. In effetti, se ci penso, forse Cittadella non ha mai ha mai. Attenzione, Francesco si è bloccato un attimo. Ci sta, ci sono dei momenti in cui ti blocchi nella vita. La passione, qualsiasi, cioè, pensieri in famiglia. Il meccanismo. Sì, ha pensato, ma l'ho chiusa all'acqua. Perché poi effettivamente non ci pensi. Ma contemporaneamente, qualche istante fa, qualche minuto fa, è arrivato il secondo giallo per Salvi del Cittadella con un fallo orribile su Kurfalidis. Probabilmente era quello, è lo stesso del fallo di Nandez al primo tempo, perché mi sa che ce n'era solo un ammonito del Cittadella, e conseguentemente un ammonito, un espulso, secondo giallo per il giocatore della squadra di casa del Cittadella, fallo su Kurfalidis, e quindi Cittadella in 10 in questo avvio di secondo tempo. Cambia tutto adesso. Senza dubbio, vuol dire che il Cittadella sicuramente tenderà ad abbassarsi e giocherà solo ed esclusivamente in rimessa. Probabilmente il centrocampo perde anche un elemento per andare a creare più muro difensivo. Vediamo come si evolve, ma sicuramente una bella occasione che potrebbe veramente cambiare il destino di questa partita. Vediamo come la legge anche il loro allenatore, che sicuramente non può che cercare di trovare soluzioni in questo momento. Ammonito anche Mastrantonio per la critica, ho controllato per sicurezza, sì, è stato il primo in assoluto a essere ammonito, l'avevamo perso nel frattempo, e quindi secondo giallo per Salvi e Cittadella in 10 al 53esimo. Vedremo se il Cagliari riuscirà a sfruttare questo vantaggio acquisito a causa dell'errore e di un secondo giallo abbastanza onesto, giusto, perché completamente in ritardo va a dare un pestone fortissimo a Kurfalidis, quasi prendendogli anche la caviglia. Può essere anche abbastanza pericoloso come intervento, di conseguenza sacrosanto il secondo giallo. Sì, è vero, poi l'arbitro era proprio lì vicino, ha estratto il giallo al volo e immediatamente il rosso, quindi aveva ben chiaro anche chi avesse commesso il fallo, e probabilmente era una persona, questo Salvi, che entrava in maniera molto molto decisa, quindi se la stava già arrivare. Infatti, perché l'ho visto molto deciso nel togliere subito il rosso. Sì, se lo stava già sentendo, diciamo così. L'arbitro Rutella, che quindi alla prima direzione del Cittadella ne espelle subito uno. Diciamo non un esordio felice per la squadra veneta sotto la direzione di Rutella. Vedremo come continuerà la partita. Intanto partite che sono finite in Germania, è arrivato il triplice fischio per tutte le gare che erano iniziate alle 15:30. Ricapitoliamo i risultati raggiunti: Bochum Hertha Berlino 3-1, Francoforte Schalke 3-0, Stoccarda Mainz 1-1, Union Berlin Hoffenheim 3-1 e il Wolfsburg ha dilaniato il Friburgo per 6-0. Se non ricordo male, il Friburgo fino a qualche settimana fa, poi non ho seguito la Bundesliga dal dopo mondiali, era tipo terzo o quarto, infatti è quarto in classifica. 6-0 dalla settima l'ha preso, incredibile. In Germania quanto può cambiare di settimana in settimana, è un campionato completamente pazzo, secondo me. È uno di, io lo trovo anche sottovalutato, e secondo me è divertente il campionato tedesco. Sì, sicuramente è diverso, cioè noi quando sentiamo risultati del genere in Italia, già l'8 quanto l'Atalanta, sì, sono rimasto senza parole, ho detto mamma mia. L'Atalanta squadra che quest'anno non li faceva, quest'anno all'inizio le vinceva facendone uno, poi ogni tanto li torna
i ricordi, come quando ti sei fermato tu. Si è ricordata che era l'Atalanta di Miracoli di Gasperini che ne faceva 7 a partita e ha detto è il momento di tornare a essere quelli che siamo sempre stati. Intanto il secondo tempo scorre, con questa superiorità numerica il Cagliari potrebbe spingere un po' più in attacco, magari proprio con qualche cambio per vedere un po', per testare anche l'organizzazione difensiva del Cittadella, che adesso con un uomo in meno sarà costretto a stare molto più dietro e molto più attento a qualsiasi situazione. Assolutamente sì, aumenta il numero di giocatori a disposizione, aumenta la densità dei giocatori in avanti e quindi a questo punto o il Cittadella cambia qualcosa in difesa, ma noi dobbiamo provare ad approfittarne. È chiaro che probabilmente adesso Ranieri sta facendo una lettura di quella che può essere la situazione, mantenendo la stessa squadra, aumentando, riversando maggiormente in attacco tutta la linea anche del centrocampo. Vediamo come va a finire, perché dentro ognuno di noi c'è la speranza che si sblocchi da un momento all'altro in maniera positiva, anche presto, ecco. Sì, speriamo davvero. Speriamo davvero. E intanto è cattivissimo il capitano del Cittadella, è un pazzo fuori di testa, cioè è una per le persone più cattive che non vorresti mai incontrare in un vicolo buio, perché è andato a faccia dura contro Kurfalis, ma poi sono veramente cattivi questi del Cittadella, cioè ogni volta che c'è un fallo, una situazione, si va subito a far muso durissimo, addirittura zitto li faceva il difensore centrale, perché c'è stato un contatto in aria, l'arbitro non ha ravvisato nessuna irregolarità, è sembrato molto leggero e forse anche con un tocco sulla palla precedente, quindi non ci dovrebbe essere calcio di rigore neanche in questo caso, ma comunque è un atteggiamento un po' troppo. Ma comunque se uno prende un colpo in un ginocchio e non c'è fallo di può dire aia e sentirsi male, quindi se penso che sia lecito, quindi non capisco questo atteggiamento molto aggressivo, ma deriva dal fatto appunto che sicuramente il nervosismo, sì, vogliono ottenere il loro risultato, portare a casa qualcosa, quindi diciamo che è abbastanza normale considerato tutto, certo molto aggressivi ma abbastanza normale, anche subito dopo un'espulsione poi tra l'altro. Caspita, che quindi a maggior ragione forse li ha innervositi, poi il capitano stesso che non ha visto, e c'è stato qualche istante fa c'è stata anche la scelta da parte dell'allenatore di cambiare qualcosa tra le fila del Cittadella, che quindi con l'espulsione di Salvi è costretto a riassettarsi un pochino. Esce Varela, la prima punta della squadra che in questo momento sta ospitando il match, ed entra Mattioli, quindi cambio abbastanza conservativo, giustamente essendo con un uomo in meno la squadra di casa. Infatti in Varela l'uruguaiano non ha fatto tantissimo, non è stato assolutamente ficcante come ho visto magari in altre occasioni, ma come prevedevamo, ecco, la lettura dell'allenatore è quella che in questo momento devi cercare di metterti nelle condizioni di non subire troppo, cosa che invece il Cagliari chiaramente deve approfittare di questi 10 uomini avversari contro. Sì, assolutamente. E poi ho notato una cosa che mi è piaciuta parecchio nella manovra del Cagliari qualche azione fa, ormai un bel po', il fatto che si provi a tirare, cioè Makumbu che si trova al limite dell'area, non ha soluzioni a cui passar palla, prende e tira in porta, poi che il tiro venga ribattuto, che esca fuori, almeno c'è questo tentativo che probabilmente è dato proprio dalla tranquillità, dalla personalità che sta venendo fuori dei singoli giocatori, che nelle loro qualità assolutamente, un giocatore di Serie A, anche un difensore, ti può mettere la palla all'incrocio quando vuole, se lo si lascia libero di fare. Di conseguenza questi giocatori sicuramente hanno la possibilità di fare grandi cose, ma devono essere messi nella condizione mentale di farlo. Senza dubbio. E poi è una delle strade da intraprendere nel momento in cui le linee si chiudono. Nel momento in cui la linea si chiude, o è un 1-2 strettissimo che ti porta a vincere a superare la linea, altrimenti provi il tiro da lontano. Considerato che tutti qua sanno tirare abbastanza bene, perché non provarci? Assolutamente sì, assolutamente. Una cosa che comunque è sempre stata quasi un tabù nella formazione del Cagliari, questo tiro da fuori nelle ultime stagioni, forse anche a causa della molto pignoleria, così possiamo dire, della ricerca perfetta dello schema mentale che l'allenatore ha in mente. Negli ultimi interpreti che ci sono stati all'allenare la panca del Cagliari c'è stato questo immobilismo, diciamo così, per far tentare un po' più l'estero, anche
anche il tiro da fuori è stata una delle cose che poi ne ha risentito, cioè alla fine tirava solo João Pedro fino all'anno scorso, che era l'unico che poteva prendere e permettersi di fare un po' più quello che voleva. Ecco, vedi, hai detto una cosa sacrosanta, il permettersi di farlo. Quindi anche un limite può essere dettato dalla non serenità nell'eseguire un gesto tecnico come quello del tiro dalla distanza, perché lì ti esponi in prima persona. Come tale, se João Pedro lo faceva, nessun problema, perché João Pedro ogni tanto faceva anche qualche gol in più di altri, ma se lo faceva un altro, l'avesse fatto qualcun altro, tutti si sarebbero lamentati, stadio compreso, non creando quello stato di serenità che consente al giocatore di provare anche il tiro dalla distanza. Esattamente, ma poi è tutta una serie di fattori, perché anche un tiro da fuori tentato a caso allo stadio viene percepito in un modo, se mentalmente la squadra sta facendo bene, i tifosi sono contenti dei risultati, viene percepito in un modo completamente opposto se invece la situazione non è delle più rose, quindi è normale, siamo vittime della situazione. È un Cagliari che si è portato avanti questa matassa continuamente nelle ultime stagioni, ci sta provando anche adesso con il Cittadella, quando è passato poco più di un quarto d'ora, un'azione prolungata in area, controlla molto bene la palla Falcon, lo stretto, c'è da dirlo, è veramente un professionista, e difficilmente in Serie B, probabilmente non ho visto nessuno in Serie B controllare così, forse solo Vasquez, controllare così bene il pallone quando ce l'ha vicino ai piedi. No, bene, vedo il Cagliari che sta leggendo in maniera corretta l'andamento della gara. Ripeto, non c'è stato cambio, ma vedo l'atteggiamento è andato in pressione da subito su tutti i fronti. La linea di centrocampo sale con più decisione, accompagnata dalla linea difensiva. Dobbiamo trovare delle soluzioni. Siamo già arrivati 2 o 3 volte al limite dell'area, magari non trovando lo spazio giusto, dobbiamo trovarlo, dobbiamo capire. Comunque l'atteggiamento è quello giusto. Ci serve il riferimento, secondo me ha ragione Vitto, ci serve il riferimento e ci serve quella punta. Io lo cioè tanto continuo a dire, come sempre alla fine, se non hai altre soluzioni e tu vuoi quel tipo di gioco, anche se te ne domina 1 su 10 delle azioni che gli capitano, è comunque meglio che avere uno che non ti può fare quel tipo di gioco per caratteristiche personali, per caratteristiche fisiche o di che giocatore è. Quindi siamo pronti per tornare con gli occhi nelle orecchie, così possiamo dirlo, attraverso le parole di Vittorio Sanna, a vivere la partita, e gli diamo la linea immediatamente. 63 minuti nel corso della partita, sempre 0-0 il punteggio, il Cagliari attacca, il Cittadella difende, ma manca qualcosa sempre dentro l'area. Speriamo che il Cagliari possa segnare anche con questi interpreti, se poi non dovesse capitare. Io vi ho già detto, secondo me nell'ultimo quarto d'ora vedremo anche il tentativo del più giovane, perché effettivamente manca una presenza dentro l'area di rigore. Il pallone è ancora giocato verso Dossena, da questi nella zona in cui c'è Capradossi. Dobbiamo dire che è uno dei giocatori che ha tentato di entrare più spesso in questa partita dentro l'area, e uno è Kulfalidis, ora ci sta tirando anche Makumbu. Chissà non siano questi 2 centrocampisti che possono cambiare la partita. Nel frattempo ancora spaziale Azzi, che va a cercare altare nel centro del campo. Tutto il Cittadella nella propria 3/4, il pallone giocato da Dossena, ancora a sinistra per Capradossi, attaccano un po' con tutti gli uomini il Cagliari, il pallone però non entra mai tra le maglie della squadra in maglia amaranto. Ancora Makumbu verso destra per Altare, al suo fianco c'è Zappa, il cross di Altare a cercare la Padula, che tocca il pallone, lo prolunga ma finisce direttamente in fondo al campo. La Padula fa quello che può, ma non ha la forza fisica per potersi opporre a Perticone, che quasi sempre arriva prima di lui. Altri 2 campi del Cittadella, Pavan e Vita, sono cambi che vengono abitualmente fatti in questa squadra, perché i centrocampisti spendono veramente tanto nel pressing in zona centrale, e praticamente ha 6 playmaker a disposizione il tecnico Golini, e li fa ruotare in ogni partita. Pavan e Vita che vanno a prendere il posto di Crociata e Mastrantonio, appunto 2 centrocampisti. Escono questi 2, rimangono intanto gli attaccanti, rimane, anche se è uscito Varela, rimane certamente Maestrello, e soprattutto rimane Antonucci, che è il contropiedista principe, quindi quello da prendere in considerazione, da tenere conto e da considerare sempre in fase difensiva. 65 i minuti, in questo momento scocca il cronometro con Castrati che è pronto al rilancio lungo, nessun cambio ancora per il Cagliari. Questo dimostra un po'
la difficoltà da parte di Ranieri a trovare, identificare i giocatori che possano cambiare in questo momento la partita, anche se in questo momento si sta consultando con il suo secondo per tentare di capire chi mandare in campo e cercare di trovare qualche soluzione differente. Fallo nel frattempo a centrocampo ai danni di Nandez e calcio di punizione per il Cagliari di 65 minuti e mezzo. Viene fatto rialzare Nandez, che è colui che ha subito il fallo, e Branca viene ammonito anche lui, un altro giocatore che finisce sul taccuino arbitrale, per questo fallo ai danni di Nandez, un fallo da dietro per evitare che Nandez potesse partire. 65-45, seguiamo questa azione prima di cedere la linea allo studio, in posizione per il Cagliari in zona centrale, la palla verrà spostata verosimilmente lateralmente per poi andare ancora una volta al cross, c'è Falco sul pallone, la distanza è notevole, parte Falco, scodella per Dossena, pallone che passa dritto e si perde direttamente sul fondo. Qualcosa bisogna farlo, 66 minuti giocati, 0-0, un uomo in più, è linea che torna allo studio. Pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci ancora in diretta dalla Corte del Sole per commentare, seguire Cittadella Cagliari. Manca un po' più di 20 minuti alla fine del match, il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma Cittadella che dall'inizio del secondo tempo in 10 uomini, però si sta difendendo abbastanza bene. Diciamo che ha messo un po' la corazzata, ma sa farlo, è una cosa a cui è abbastanza abituata, Francesco. Sì, è vero, c'è stato poi questa serie di cambi che hanno semplicemente rinforzato una linea che possa difendere e dare garanzia proprio di chiusura a quelle che possono essere appunto l'aumento della pressione del Cagliari in considerazione del vantaggio numerico. Speriamo di riuscire a trovare il bandolo della matassa con i cambi, perché in questo momento non vedo, come diceva Vittorio, una possibilità di trovare lo spazio giusto per andare in gol, per trovare soluzioni che creino realmente difficoltà alla Cittadella.
Manca effettivamente quel peso, quella presenza di cui parla Vitto, perché non c'è proprio, manca un aiuto alla Padula per far sì che esso si liberi. E se notiamo qualche partita, anzi un bel po' di partite fa, me lo ricordo benissimo, era stato Pavoletti, era stato scelto il doppio attacco con una Padula che non aveva toccato palla tutta la partita, prima azione in cui c'era Pavoletti in campo, calcio d'angolo, gol di La Padula che salta di testa per la prima volta indisturbato. Quindi serve anche che il giocatore peruviano abbia a fianco qualcuno che possa alleggerire la pressione su di lui, perché poi effettivamente così non può vedere la palla. No, proprio secondo me proprio non ha quelle caratteristiche. Può sì, magari all'inizio di una partita fresco azzeccare l'accelerazione, però in questo preciso istante è dura trovare spazio in una difesa chiusa che chiaramente farà di necessità virtù e vuole portarsi a casa quello che riesce a portarsi a casa in questo momento, cioè questo benedetto punto che può servirgli per muovere la classifica. Non credo che ci siano velleità di vincere la gara con uno schieramento di questo tipo, anche se chiaramente ci proveranno. Detto questo, l'unica strada da intraprendere è quella di far sì che appunto la Padula sia scaricato da quella che è la responsabilità di realizzare da solo, ma appunto sia affiancato da qualcuno capace di dargli la sponda, lo spazio e di portargli via la marcatura. Assolutamente sì, quindi vedremo un po' quali saranno le scelte di Ranieri. Intanto il Cittadella le ha fatte tutte, sì. 5 cambi, fuori Maestrello e Antonucci, il migliore dei suoi, dentro Ambrosino e Felicioli, e quindi un Cittadella che continua a muoversi, un Cittadella che cerca di rimpolpare il più possibile l'organico in campo per far sì che riesca a reggere poi la bordata del Cagliari, perché l'atteggiamento sembra proprio quello. È uscita anche una punta tra l'altro, quindi è proprio sì, però comunque si cerca la ripartenza e il one man show, mettiamola così, quando poi magari si cerca di offendere di risposta, se così possiamo definire. Sì, è vero, hanno quella soluzione offensiva che gli serve semplicemente probabilmente ad allontanare la palla dalla zona di pressione, perché fondamentalmente non credo che questo signor Ambrosino che è appena entrato possa scoprirsi oggi una punta di inverosimile qualità. Sicuramente serve freschezza per portare sulla palla e cercare di far riposare un po' le linee di centrocampo e difesa che si sono diventate un corpo unico in questa fase. E ora il campo inizia a sentire mancare, perché 5 sono i nuovi del Cittadella e nessuno quello del Cagliari, quindi anche a livello di stanchezza, arrivati a meno di 20 minuti alla fine, si iniziano a vedere i primi sintomi, diciamo così, del campo pestato, dei chilometri percorsi dai singoli giocatori rossoblu, che dovranno cercare in tutti i modi di portare a casa i 3 punti in questo arrembaggio in trasferta in quel di Cittadella. Una partita che adesso stanno giocando in superiorità numerica e che coi cambi può cambiare, gioco di parole un po' bruttino, sì. Però effettivamente così, stiamo solo aspettando che Ranieri decida e si veda quali siano gli interpreti migliori. Intanto stanno terminando i match in Inghilterra per quanto riguarda la Premier League, 2 minuti al recupero più o meno in tutti i campi. Bournemouth Nottingham 1-1, Leicester Brighton era 2-1 il Leicester, ma proprio in questo istante è arrivato il pareggio del Brighton. Southampton Aston Villa 0-1 e West Ham Everton 2-0 per adesso. Intanto Francesco si è spaventato in studio perché è stato espulso qualcuno, ma per fortuna dalla panchina del Cittadella, meno male. Meno male. Sì, infatti. C'è stato un po' d'ansia. No, perché contemporaneamente la battuta alla punizione del Cagliari che buttava palla dentro, si è visto l'arbitro che interrompeva il gioco e andava a buttare fuori qualcuno dalla panchina, quindi spaventato. Col battito del Cagliari sarebbe stato criminale. Quindi ci stiamo provando, intanto si smuovono gli altri campi. Qua è ancora uno 0-0 che non racconta la partita, perché poi effettivamente le due squadre ci hanno provato e la partita è stata abbastanza vivace e divertente fino a questo punto. Sì, è vero, c'è stata una bella lotta, ripeto, lì in mezzo. Certo, non si può pensare a un calcio spettacolo in questa situazione, però stiamo parlando di due squadre che hanno ben lavorato, ben cercato di portare a casa quello che era la loro intenzione, quella che era si è notato subito che il Cittadella comunque non aveva grandissime potenzialità per infastidire il Cagliari. Oltretutto ripartiamo da quel concetto iniziale che la positività deve restare, pertanto era anche giusto lottare alla pari con una squadra che a nomi non è la stessa del Cagliari, ma era giusto cercare di rimanere su quella realtà positiva e
felice, ecco. Assolutamente, un Cagliari che deve farcela sfruttando anche il momento di forma, e un Cittadella che comunque si sta comportando in maniera egregia, nonostante un po' di scorrettezza e nervosismo. Quello fa parte del gioco, soprattutto quando sei una squadra di bassa classifica, che insomma deve sudarseli quei punti. Deve lottare, non c'è una parità facile per il Cittadella, e di conseguenza bisogna lottare ogni volta contro qualsiasi avversario, e sinceramente è bello anche così, cioè, bisogna ammettere che il calcio, quando è combattuto, è molto più divertente, anche se magari lo spettacolo ne risente. Sbaglio? No, d'accordissimo, perfettamente d'accordo con te. Il Cittadella in questo momento questa vita deve fare: combattere, lottare punto per punto, guadagnare più possibile, cercare di portare a casa ciò che gli garantisca l'opportunità di restare in categoria. La nostra è una vita diversa, ecco. Sì, esattamente. Ci piacerebbe pensare in modo diverso. Esattamente, sarebbe più opportuno. Vediamo un po' intanto come si evolve, che il Cittadella adesso non vede l'ora di perdere tempo, cioè ora è proprio il momento adatto per loro, per il loro obiettivo, però serve davvero un qualcosa che smuove il tutto, serve davvero quel cambio che ancora tarda ad arrivare, manca meno di un quarto d'ora, sono ancora tutti e 11 gli stessi, e questo forse è un po' una pecca. È vero che la squadra giocava bene, è vero, come ha detto Vitto nel prepartita, che Ranieri comunque non ha ancora messo bene lo zampino su questa squadra, e quindi la conosce anche poco, e probabilmente si fida anche dei ragazzi che ci sono adesso in campo. Vediamo se arriverà presto qualche novità, e speriamo possa arrivare e cambiare effettivamente questo match, o se poi lo cambiano quelli che ci sono già non c'è problema. No, assolutamente no, ma poi comunque li vedo ancora brillanti, nonostante tutto non vedo segni di stanchezza, sai, quando vedi il giocatore cotto. Adesso per fare un esempio, qualche istante fa Kurfalidis ha portato palla sull'esterno, nonostante abbia corso tantissimo, ha forzato l'1 contro 1 con un difensore che è il capitano avversario, che sicuramente non è tipo da regalarti niente, gli ha messo subito un gomito sul viso e ha cercato di accompagnare nella corsa. Detto questo, però, abbiamo bisogno anche dell'accelerazione vincente, quindi comunque sia mi chiedo adesso cosa stia pensando il mister, perché forse è arrivato il momento davvero di buttare dentro qualcuno di fresco. Come direbbe qualche giovane, meme di Mazzarri che indica l'orologio, il classico Mazzarri che indica l'orologio per far vedere che serve velocità, bisogna spicciarsi, bisogna usare bene questo tempo. Ancora niente arriva dalla panchina rosso-blu, però ci stiamo provando. Adesso è arrivato il momento di entrare veramente, perché in 30 secondi andremo da Vittorio Sanna per farci raccontare bene questo match, e sarebbe più bello se lo raccontasse lui comunque il gol, No, non c'è dubbio. Lo aspettiamo, dai. Allora, lo aspettiamo che ce lo racconti. Diciamo così, stava aspettando il Cagliari, naturalmente, anche per fare i cambi. Stava aspettando che arrivasse Vito, perché non è che può farli c'è così. Dietro tutta una costruzione. Assolutamente, è un teatrino. Tutto questo è tutto un teatrino calcolato, assolutamente. Non c'è niente di improvvisato. Vabbè, dai, ne stiamo dicendo troppo. Andiamo da Vittorio Sanna. E siamo al 78esimo minuto, il Cagliari ci tenta con gli 11 iniziali. L'imbarazzo di Ranieri è evidente, perché continua a parlottare con il suo secondo, ma si gira, è l'unico giocatore che effettivamente ti può cambiare le cose, è il più giovane, il più acerbo, è forse il meno pronto per questa partita. Sta di fatto che i cambi non arrivano, spera forse Ranieri che quelli scelti fino all'inizio possano trovare una soluzione, la stanno ricercando con il Cittadella che difende, e con la possibilità magari che possa essere un giocatore come Nandez, un giocatore come Falco a trovare la via del gol, ma la lacuna è evidente sul piano tecnico e tattico. Al Cagliari manca il peso in attacco, ed eccolo Grigher, è la settimana intera che dico che è il giocatore che può essere l'alternativa a Pavoletti, ed è pronto a entrare in campo insieme a Millico, coppia quindi che sta per cambiare. Adam Grigher, 19 anni da compiere a marzo, è la carta della disperazione, perché non possiamo pensare che possa essere un giocatore già pronto, ma è un giovane che dobbiamo buttare dentro, che creiamo almeno un segnale di continuità.
esce Azzi, non è stata una grande partita la sua, dobbiamo ammetterlo, ed entra proprio Adam Grigor, il giocatore slovacco che aveva a prendere posizione in campo. Esce anche col numero 28 Kurfalidis, esce Zappa ed entra Millico, altro giocatore d'attacco, al posto di Zappa. Le tenta tutte, ma negli ultimi 10 minuti Ranieri risponde alla logica. Comunque Claudio Ranieri, lo avevamo detto, lo avevamo analizzato a fondo per tutta la partita, che poteva essere solo questa, l'alternativa disponibile è solo questa. In effetti si è giocato, ma si è giocato negli ultimi 10 minuti per non pesare troppo su quello che è ancora un ragazzino e che probabilmente potrebbe anche non essere pronto a uno scenario di questo tipo. Ma nel frattempo andiamo a vedere questi ultimi 10 minuti con l'affondo nella corsia di sinistra proprio di Millico, che va al cross, la palla all'interno, la deviazione, il colpo di testa, la palla messa fuori area, arriva Kurfalidis, appoggia per Nandez che controlla, si prepara il cross all'interno, la Padula, il colpo di testa con la palla che termina al lato, e siamo al 36esimo minuto con la Padula che ci ha tentato il colpo di testa con la palla che Perticone gli ha contrastato, ma con la Padula che adesso avrà comunque la possibilità di avere maggiore spazio, perché dentro l'area c'è comunque un compagno di reparto. Andiamo a vedere cosa succede in questi minuti che finiscono, che mancano alla fine. 9,5 più recupero, con molta calma Castrati sta andando al rinvio dal fondo, batte in questo momento palla al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa di Dossena, la palla nel settore di Capradossi, il tocco all'indietro ancora verso Capradossi, da questi il cambio a destra nella zona di Nandez che prolunga per Falco in avanti, la palla è ribattuta, ancora il controllo di Kurfalidis, mette giù, protegge il pallone, affida ancora a Falco che sventaglia ancora, stavolta rasoterra nella zona di Dossena. Ora il Cagliari può spingere di più, il pallone ancora a sinistra per Millico che ritorna verso destra dove c'è ancora Kurfalidis al centro dell'area, Nandez largo a destra, la palla è per Falco che si accentra, porta il pallone, dà ancora all'indietro per Dossena che può spingere il pallone avanti, viene incontro alla Padula, il tacco per Grigor, la palla ribattuta, ancora il pallone a destra per Nandez che si prepara il cross, il tocco per Falco che può crossare, palla all'interno, ancora ribattuta all'ingresso in area, era troppo basso il cross di Falco in questa circostanza, lotta Falco, recupera ancora il pallone, tenta l'accelerazione nel settore di destra, sempre Falco, tiene il pallone in gioco, va giù nel contrasto con l'avversario, ma non c'è fallo. Tutto questo quando siamo al 37esimo minuto, Kurfalidis che ruba palla, cerca Grigor che viene anticipato, pallone ancora recuperato dalla Cittadella, lì nello studio. E quindi torniamo e aspettiamo i momenti finali per tornare da Vittorio Sanna, che ci racconterà il recupero di questo match tra Cittadella e Cagliari, che sta volgendo quasi al termine, meno di 10 minuti alla fine, ancora 0-0. Sono arrivati tanto decantati cambi, li aspettavamo tantissimo. Sono arrivati, è arrivato il cambio di Grigor, è arrivato quello di Millico. Come mai questa scelta, secondo te? Vuole testare anche lui? Può essere un giocatore che effettivamente sotto Liverani abbiamo visto sotto una cattiva luce, che possiamo rivalutare? Ma sicuramente perché Azzi da quel lato magari non riusciva più a spingere, stiamo parlando di un giocatore arrivato da poco, ha fatto un'ultima interpretazione della gara l'altra volta, forse in questo istante, in questo momento era opportuno avere forze fresche che potessero anche puntare il luogo, caratteristiche che Millico ha, e magari buttare qualche palla più importante, considerato anche l'inserimento di questo giovanotto. Speriamo bene la svolta e richiami la marcatura in maniera più pressante su di lui piuttosto che sulla Padula, anche se fino adesso sta ancora trovando modo di piazzare la sua pettina che prima esatto. non si voleva quasi togliere. È entrato un po' confuso e ci sta. Pian piano, diamogli qualche minuto. È entrato con la pettina Grigor in campo, ci è voluto Millico per fargli notare che forse qualcosa non andava, quel verdognolo non gli donava troppissimo per quanto riguarda la maglietta del nostro Cagliari, che ci deve provare. Lo aspettiamo, lo pretendiamo che ci provi fino alla fine in una situazione di superiorità numerica, ancora 0-0 sul campo del Cittadella, che come preventivato nel prepartita si è dimostrato ostico, si è dimostrato una squadra che gioca a pallone, che sa i suoi limiti, ma che sa anche sfruttare bene le opportunità che gli vengono concesse, o comunque gli errori degli avversari, le inesattezze degli avversari, soprattutto in fase offensiva, perché poi effettivamente in questa partita, soprattutto nel secondo tempo, il Cittadella ha pensato più a difendersi che a offendere. È vero, è verissimo, ha fatto esclusivamente muro lì davanti alla
all'attacco del Cagliari, che è aumentato, la pressione è aumentata nel momento in cui appunto il giocatore del Cittadella è stato espulso, Salvi, giusto? Se non sbaglio, sì. Quindi niente, adesso bisogna comunque continuare a premere, perché sicuramente anche la linea difensiva sarà stanca e dobbiamo trovare lo spazio giusto, un 1-2 veloce, qualcosa che permetta appunto di trovare, ecco, finalmente anche la possibilità di affondare una linea così chiusa. C'è l'arbitro che è appassionato di falli in attacco, penso sia un estimatore, perché non è inglese in questo senso. Assolutamente non, ne ha fischiato un'infinità, davvero un'infinità oggi, full di falli in attacco. L'ultimo proprio a Grieger per un eccesso di foca, così potremmo chiamarlo, perché poi va a colpire col gomito all'avversario ma andando da dietro, quindi senza nessuna intenzionalità. Altri cambi per Ranieri che vi racconteremo tra pochissimo, dopo aver lasciato spazio all'ultimo stacco pubblicitario. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune. Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte. Dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci qua per l'ultimo blocco di A Suon di Gol, in cui seguiamo come ogni settimana la partita del Cagliari con i collegamenti con Vittorio Assanna per i suoi 3 minuti di cronaca. Un Cagliari che si sta avviando al termine di questo match in casa del Cittadella sul risultato di 0-0, ma Cagliari che conta un uomo in più dall'inizio della seconda frazione. Sono arrivati gli altri cambi, 3 cambi per l'esattezza, dentro Luvumbo, Barrecca e aiutami Fra? Lovumo, Barrecca e l'altro cioè Rog, sì, fuori Kurfalidis Falco e l'altro esterno Zappa era già uscito. L'altro esterno era Azzi era già uscito prima. Altri esterni abbiamo Kurfalidis, no, l'altro centrocampista, no, neanche, non so chi è uscito per Azzi, non l'abbiamo segnato. Dai, Franci, l'hai segnato? No, assolutamente sì. Io mi fido di te, ti lascio qui. Intanto io parlo un attimo della Premier League. Capradossi, hai ragione, siamo passati a 4 anni fa. Ogni tanto ci dimentichiamo, signori. Succederà a tutti, no? Che problema c'è? Premier League che è giunta al termine, vediamo i risultati quando siamo anche in trepidante attesa del recupero di questo match del Cagliari. Bournemouth e Nottingham 1-1, Leicester Brighton 2-2, il Southampton cade in casa contro l'Aston Villa per 1-0 e il West
invece vince tra le mura del casalinga imponendosi 2-0 sull'Everton. Vedremo se anche il Cagliari riuscirà a trovare una vittoria in questi ultimi istanti, perché manca veramente pochissimo alla fine di questo match. Dobbiamo sperare come sempre in zona Cagliari, la zona del recupero in poi. Dai, sì, ci siamo. Gli ultimi minuti sono quelli vincenti. Ormai le vedrai. tattiche sono andate tanto, sì, gli schemi i commenti pure. Dobbiamo solo praticamente aspettare tranquilli che finisca la partita, sperando che il nostro Vittorio Sanna ci possa far saltare la sedia e infiammare anche un po' questa Corte del Sole in un pomeriggio di gennaio dalle temperature glaciali. Speriamo davvero che ci possa scaldare col suo gol e noi andiamo subito a lui per sentire come va a finire questo match. Sta per iniziare il tempo di recupero, scola adesso il 90°, saranno 5 i minuti di recupero, 5 minuti di speranza per il Cagliari, che non ha fatto granché in fase d'attacco dopo l'espulsione di Salvi, non ha avuto praticamente mai le occasioni per segnare. Ora ha giocato il tutto per tutto negli ultimi 10 minuti, mettendo tutti gli attaccanti che aveva in panchina, e compreso il ragazzino di 18 anni e mezzo, quasi 19, Adam Grieger. Pallone avanti alla ricerca di Lappadula che parte in fuorigioco, c'è il calcio di punizione quindi per il Cittadella, con un pizzico di ritardo il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del primo assistente. Calcio di punizione quindi per la squadra di casa. Al primo minuto sta scorrendo dei 5 di recupero, chiaramente Cittadella che va alla ricerca del pareggio, che sarebbe oro colato in considerazione anche dell'espulsione di Salvi. Calcio di punizione che ancora non è stato battuto, praticamente ogni volta porta via almeno 30 secondi il portiere Castrati, che addirittura sta appoggiando solo ora il pallone, quasi un minuto portato via da Castrati per questo calcio di punizione, per questo fuorigioco di Lappadula. Calcia in questo momento, 4 minuti ancora da giocare. Dossena che va a vuoto, c'è fallo su di lui, quindi calcio di punizione, cartellino giallo all'indirizzo del giocatore Ambrosino, mentre Dossena viene invitato a rallentare dal direttore di gara. Purtroppo l'obiettivo non è lo stesso del Cagliari, che invece tenta di accelerare le operazioni di ripresa. 3 minuti e mezzo da giocare, il calcio di punizione che sta per essere battuto, anzi viene battuto, è stato già bandato nella metacampo avversaria. Il tocco largo verso ancora una volta lo scambio nel settore di sinistra, scatta Millico, passata palla avanti nel settore di sinistra, Millico al cross, la palla è colpita male e termina direttamente sul fondo. Non è riuscito a mettere dentro l'area Millico, è arrivato sul pallone, ha calciato ma ha mandato direttamente sul fondo, non facendo cambiare la direzione della palla rispetto alla corsa dello stesso calciatore. 3 minuti sono rimasti col portiere che adesso ancora una volta va a portarsi via un bel po' di tempo, poggia il pallone in questo momento per la battuta, alza lo sguardo verso i compagni finché l'arbitro non si volta, lui non si muove, poi quando l'arbitro si volta indietreggia per la rincorsa. Altri 30 secondi mangiati da Castrati, pallone calciato al di là della linea del campo, salta Dossena, riesce a colpire, palla recuperata a centrocampo dal Cagliari che tenta di partire con Macumbu, pallone a sinistra per Millico che tenta il lancio sulla Padula in zona d'attacco, la Padula va sull'avversario che protegge il pallone e lascia terminare direttamente sul fondo. Anche oggi una partita anonima da parte di Lappadula, che ha fatto la guerra da solo e questo è il suo alibi, ma che non è mai riuscita a incidere in zona d'attacco, non è mai riuscita a distinguersi particolarmente. Vedremo se ci sarà qualcosa nei 2 minuti, ora solamente 2 minuti che mancano. Castrati ancora una volta protagonista, è stato protagonista nel corso del primo tempo con 2 parate su Dossena, su 2 colpi di testa da parte del difensore. Castrati che può andare al rinvio dal fondo, anche stavolta avendo recuperato il maggior tempo possibile. Calcia in questo momento, palla nella metacampo del Cagliari, il colpo di testa a ribattere, poi il tocco largo verso destra per Nandez, si allarga Luvumbo, il pallone è per lui, subito attaccato Luvumbo, alle sue spalle arriva l'avversario, tocca all'indietro per Altare, da Altare ancora Luvumbo che invita l'azione Rog che cerca ancora Luvumbo al cross, ancora una volta una palla scagliata male a ridosso dell'area, basta, Macumbu la recupera con l'aiuto di Altare, Macumbu che allarga verso sinistra dove c'è Barreca che prolunga per Millico che si accentra, dà ancora all'indietro per Dossena, siamo quasi all'ultimo minuto di gioco, il pallone per Altare ancora per Luvumbo
Luvumbo che ritorna al suo altare, il pallone è ancora su Luvumbo che non riesce a partire, il tocco è al centro dove c'è ancora Dossena che può avanzare, allarga su Millico, il pallone verso il giocatore numero 18, anzi 19, può andare a crossare verso Griger che tocca verso Lapadula, esce il portiere e può intercettare, fuori gioco, ancora fuori gioco di Lapadula, ne ha conquistato una marea di fuorigioco, anche in questa circostanza si distrae, va al di là di tutti e quando Griger gli tocca il pallone praticamente lui è in posizione irregolare e con questo calcio di punizione probabilmente il Cittadella si avvicina al pari che Castrati, soprattutto lui, ha conquistato con tutti i secondi che ha rimediato in questo finale ad ogni calcio di punizione e ogni rinvio, ma soprattutto con le parate nel corso del primo tempo. Calcia in questo momento Castrati, il pallone direttamente in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Cagliari, affidata a Barreca che dà all'indietro per questo ultimo attacco forte, vediamo se l'arbitro glielo permette, calciato il pallone nel settore di destra dove c'è Luvumbo che viene anticipato, pallone recuperato dal Cittadella che tenta addirittura di ripartire, il recupero con la rimessa con le mani in favore del Cagliari, ma l'arbitro che dice che può bastare così, non si preoccupa del tempo perso nel corso dei 5 minuti di recupero e dice che lo 0-0 può essere sancito. Un Cagliari timoroso nel fare i cambi, possiamo dirla così, insicura ancora nel fare i cambi perché i giocatori che devono andare in campo non sono dei fuoriclasse e quindi anche un messaggio, se volete, per quello che è il mercato che resta, perché un'alternativa a Pavoletti in quel ruolo sembra essere certamente indispensabile se non si vuole rischiare di fare partite come queste dove tieni bene il campo, dove riesci a gestire bene la partita, ma dove riesci anche a non segnare, e questa è la cosa che ha pagato di più. Assolutamente sì, quindi un Cagliari che riporta da Cittadella a un solo punto nonostante un tempo intero in superiorità numerica. C'è da dire che effettivamente non è un alibi, è vero ciò che dice Vito, ma secondo me a livello di generale di come è stata gestita la partita qualche inesattezza di troppo dell'arbitro, diciamo, che poi ha favorito anche questo tipo di comportamenti con falli parecchio ripetuti, evidenti, e con una gestione dell'attacco che è praticamente impossibile, cioè il difensore che ogni volta che viene toccato viene fischiato il fallo in attacco. A parte queste polemiche che comunque ci stanno nel corso di una partita, un Cagliari che conquista un altro punto, conquista e mantiene una serie positiva. Peccato, perché la vittoria sarebbe stato proprio il massimo da cui aspirare oggi e diciamo che avevamo i mezzi per farlo, Francesco. Sì, no, è quello che speravamo, ma continuo, facendo un sunto del tutto, a vedere comunque delle note positive. Certo, ripeto, non salta agli occhi, così come diceva Vittorio, l'evidenza di una punta, del bisogno di un'ulteriore punta di quel calibro, di quella tipologia. È fortemente obbligatorio arrivare a conquistare qualcuno che possa davvero essere la spalla giusta nel momento in cui manca Pavoletti, perché l'analisi è corretta. Oggi gli sbocchi erano pochi, però ho visto grande impegno, grande determinazione, buone cose dal punto di vista della lotta in mezzo al campo, ma non basta. Questa è la Serie B, ma per spuntarla devi avere qualcosa in più che ti permetta di vincere la gara. E vedremo se il mercato ci regalerà qualcuno. Vito, tu hai qualche nome, qualche idea su qualche possibile arrivo a Cagliari? Guarda, oggi ho la certezza che non si sta cercando un centrocampista, ma si sta cercando un attaccante, e come è stato fatto nel corso della prima parte di stagione si parlava di un centrale e poi è arrivato un esterno. Io ho il sospetto che arriverà probabilmente una punta di peso, perché una volta che è partito anche Gaston Pereiro, che poteva essere provato come punta, lo abbiamo invocata questa possibilità per tutta la gestione di Verani e poi non è stata provata neanche adesso. Oggi sarebbe stato Grasso che cola, uno come Pereiro messo là davanti in coppia con la Padula, sarebbe stato veramente il giocatore che, mancandoti Pavoletti, ti poteva dare veramente la possibilità di avere un riferimento là davanti con una tecnica anche di un altissimo livello. Sta di fatto che è inutile parlare di giocatori partiti, c'è sicuramente una lacuna da colmare, perché solo la Padula che fa la guerra abbiamo visto che non basta, effettivamente non basta, perché la prova di la Padula poi noi la possiamo considerare con tutti gli alibi che vogliamo, però se lo schieriamo da punta unica non è assolutamente sufficiente.
quindi non essendo sufficiente devi cercare di trovare delle soluzioni che ti permettano di avere qualcuno che fa spazio, che aiuta lo stesso Lapadula a poter avere lo spazio, il guizzo, la possibilità di poter segnare a sua volta. Quindi indicazione certa per il mercato. Le esitazioni di Ranieri nei cambi erano dovute proprio al fatto che gli mancassero delle certezze. Alla fine si è dovuto arrendere all'idea di far giocare anche i giovanotti pur di mettere in evidenza forse la lacuna che non voleva mettere in evidenza. Probabilmente se avesse segnato il Cagliari avrebbe mantenuto un assetto come quello dell'inizio senza rimarcare il bisogno, perché quando poi tu rimarchi il bisogno il mercato si fa complicato. Assolutamente sì, quindi vedremo un po' altre ottime partite. Comunque Vito, vorrei fare una piccola provocazione, mettiamola così, una domanda un po' così: è possibile che l'espulsione a inizio del secondo tempo sia andata quasi peggio al Cagliari rispetto a quanto poi effettivamente si pensi, che un'espulsione comunque con un uomo in meno si pensa di mettersi in una condizione di favore? Ma no, ha forse messo in evidenza il fatto che tu eri sterile, perché quando giochi 11 contro 11 magari hai la possibilità di pensare che gli avversari possano anche spingersi e crearti qualche spazio. Nel momento in cui la squadra avversaria ha perso un giocatore, chiaramente ha pensato soprattutto a ridurre gli spazi. Riducendo gli spazi, preoccupandosi solamente di questa fase, ha messo ancor più in evidenza quella che era già la lacuna precedente del Cagliari, e cioè quella di non avere un potere distruttivo in fase d'attacco, di non saper sfruttare, di essere in difficoltà nel trovare lo sbocco per il gol. Secondo me ha semplicemente evidenziato la lacuna, una lacuna che oggi è emersa totalmente. Ma se noi guardiamo sempre con spirito positivo anche alle lacune, non pensando ai difetti e non pensando alle critiche, ma pensando alle cose da migliorare, ecco, ci è stata indicata in questa partita una cosa che va nettamente migliorata e hai il tempo ancora per farlo, perché ripeto, da qui alla fine del mercato puoi pescare qualcosa che ti possa aiutare a venire fuori da questa situazione. Sì, assolutamente c'è qualcosa all'interno del mercato, anche un giocatore d'esperienza che comunque ti possa dare quella staffetta con Pavoletti. Serve alla fine quello, non serve un gran fuoriclasse, perché poi effettivamente Pavoletti e Lapadula insieme hanno funzionato le ultime due partite, sono due giocatori che si completano. Sì, però devo anche dire una cosa, che purtroppo nel confronto con altri giocatori che giocano alla prima punta, la Padula sta perdendo letteralmente il confronto. Mi dispiace dirlo, ma non so se sono io che non riesco a vedere in questo calciatore queste capacità. Però faccio l'esempio concreto, immediato, con Coda, il giocatore del Genoa. Anche lui gioca spesso da prima punta e gioca solo, però anche da solo ha la tecnica, la capacità, senza far fallo, perché se oggi andiamo a vedere quanti falli sono stati fischiati tra fuorigioco e spallate, alla Padula scopri che ha fatto più falli lui di un difensore, e questo non ti aiuta perché là davanti, se il giocatore che gioca di punta non ha la forza fisica, non ha il colpo di testa, non ha questa dominanza atletica, deve avere la tecnica. Io in Lapadula questa tecnica non lo so, forse sono io che lo vedo troppo legato alla battaglia che fa, però non vedo un giocatore molto tecnico. Vedo un giocatore alla Inzaghi che non ha lo stesso guizzo di Inzaghi, che non ha lo stesso opportunismo di Inzaghi, e che mentre Inzaghi le faceva le cose riusciva a trovarsi al punto giusto al momento giusto, la Padula invece queste cose le ricerca con il corpo a corpo, e purtroppo ho il sospetto anche che gli arbitri ormai l'abbiano studiato a fondo. Sì, probabilmente è vero, perché poi gli atteggiamenti degli arbitri sono sempre meno concessioni, cioè anche quando non fa fallo gli fischiano fallo contro. Sì. Sì, è vero. Quello è storico, quando uno si fa studiare la partita, perché effettivamente poi è capitato anche in passato che si rendesse protagonista anche di episodi, simulazioni o comunque accentuamenti, diciamo, esagerati. Vito, non so, ci vogliamo salutare, visto che tanto so che adesso tu devi fare il commento a caldo, tanto manca 2 minuti. Esatto. Perfetto. Esatto, vi lascio al commento da studio. Perfetto. Grazie a voi e un saluto a tutti. Perfetto, ciao. Ci sentiamo venerdì, Vito, quindi siamo pronti a concludere questa puntata. Abbiamo un minuto finale, qualche considerazione, Francesco? Guarda, riprendo quello che hai chiesto a Vito, perché anche a me era una domanda che ha colpito, però secondo me hai focalizzato l'attenzione